bella. Però Ok. Adesso per 30 secondi si vede invece per il mondo, ancora wide. Giusto? sì, esatto. Sì, difatti non lo faccio vedere. Ah, qua c'è un racchetto diciamo di sala, perché quando ti viene. Allora, ti serve il setterne, no? Che vai qua a chiudere la Liguria perché si tratta tutto pronto, no? Nel senso che anche avuto un segnale audio, avuto amplificare, tutto il più attaccato, con tutto sempre quanto, la gente che serve quasi che serve i pacchetti, quello che serve, il problema, perché questi sono stazionari. E quindi qua mi dava un segnale, tutto. E tra l'altro e questi genitori di comando. E dopo mi rispondeva. Perché
Bene, buonasera. Buonasera a tutti voi qua in sala e a quelli che sono collegati da casa, che non vedo ma immaginiamo una platea vasta. Serata ambivalente, serata di ottimismo e serata anche di notizie che a volte potrebbero essere migliori. E sulle notizie migliori poi vi lascio a Barbara, che anche per chi non lo sapesse da casa, la dottoressa Rizzato è la consulente fiscale storica dell'Ordine degli Psicologi del Veneto, collabora con noi da tanti anni ed è molto addentro alle tematiche del fisco e degli psicologi. Le tematiche tecniche le lascio a lei e dopodiché risponderemo insieme alle domande da un punto di vista fiscale lei e di cosa può fare la professione io. Dal punto di vista della parte più ottimistica, questa è la serata in sé. Allora, considerate che il telefisco, che è il momento in cui l'Agenzia delle Entrate chiarisce le sue posizioni sulle leggi che vengono emanate dal Parlamento, è appena terminato, è terminato mezz'ora fa. È terminato mezz'ora fa, noi decliniamo queste cose per gli psicologi in mezz'ora. Ma questo non è un andazzo soltanto del Veneto, devo dire. Tutti gli ordini e l'ordine nazionale sono molto orientati a questo tipo di azione, a questo tipo di risposta. Ed è questo che mi rende, in una serata così complessa, in cui si tratta di argomenti difficili e non sempre piacevoli, è questo che mi rende più ottimista di quanto non sarei stato se avessi soltanto sentito quello che ci aspetta da un punto di vista fiscale. Sembra che proprio nel momento più duro, come professione, siamo tutti, e dico tutti senza escludere nessuno, molto più compatti, molto più coesi e con una sensibilità all'azione rapida e concreta che prima non c'era, no, non in Veneto, a volte in alcuni luoghi più, in alcuni luoghi meno, ma era molto inferiore. Gli ordini erano più percepiti come enti burocratici, hanno fatto una lunga maturazione. Noi siamo una professione giovane, siamo dell'89, stiamo diventando maggiorenni, cioè dopo le difficoltà di tutti i giovani è possibile che diventiamo una professione adulta, capace di compattarsi quando c'è da compattarsi, con un dialogo interno sulle nostre differenze, che sono infinite. Noi abbiamo più differenze al nostro interno rispetto ad altre professioni, basta guardare gli approcci che caratterizzano diversi tipi di intervento psicologico, ma quindi capaci di discutere al nostro interno, ma capaci di posizioni e di azioni compatte. Noi diamo questo messaggio e devo ringraziare anche gli altri presidenti, devo ringraziare il CNOP. I presidenti degli altri ordini hanno dato risalto a questa iniziativa. Sono i primi esperimenti che si fanno di iniziative che da una parte d'Italia vanno da tutte le altre parti. Io non aspetto altro che vedere iniziative dalla Sicilia al Piemonte, alla Lombardia, al Lazio e tutte le altre regioni non me ne vogliano a male, perché tutte possono fare delle cose splendide. Di questo devo ringraziare il presidente Giardina, presidente nazionale, e tutti i componenti del CNOP, quindi tutti i presidenti delle diverse regioni, partiti anche con dei presupposti, delle visioni diverse, ci stiamo trovando per lavorare insieme. È questa l'unica cosa a cui posso aggrapparmi ed è questa l'unica cosa che oggi, nel momento forse più difficile, perché questo per i professionisti è probabilmente il momento più difficile, è il colpo di coda della crisi, che prima ha investito le aziende, poi è entrato nell'economia reale, ora l'ultima parte proprio da colpire sono i professionisti, speriamo che la curva poi sia migliore. Quello che mi fa pensare che possiamo farcela è questa compattezza, è questa voglia di farlo insieme. Vi ringrazio tutti voi di essere qui, non è il massimo del divertimento la sera di un giovedì venire a sentir parlare di riforma fiscale, ma è fondamentale, perché poi l'altra cosa su cui stiamo tutti lavorando è la sensibilità alle tematiche non direttamente psicologiche.
la tematica fiscale, sapere come si fa a gestire la parte economica della professione è fondamentale. Così come è fondamentale un'altra cosa su cui alcuni ordini stanno già facendo delle cose molto belle e noi le faremo entro la primavera, entro aprile, per esempio la promozione della professione. Sono tutti gli aspetti extra della psicologia, della professione psicologica, su cui forse non abbiamo prestato abbastanza attenzione finora. Quindi, non togliendo più tempo alle notizie che tutti vogliamo sentire e che forse temiamo di sentire a ragione, diciamo che era un che premonisce alcune cose. Io vi lascio all'incontro sulla tematica fiscale. Poi resto qui per rispondere dal punto di vista dell'ordine alle vostre domande e vi lascio però un messaggio di speranza quando uscirete da questa stanza, di non essere depressi, neanche ottimisti, di essere realistici. Alcune cose stanno avendo un risvolto complesso, ma altre stanno migliorando. Io l'ho scritto in una nota su Facebook di recente. Comunque sia, sono ottimista. Comunque sia, sono ottimista. Per la prima volta si sono viste alcune azioni anche nazionali. Si è vista un'azione di tutela nazionale presso le più alte autorità giudiziarie. Se qualcuno non se n'è accorto, vada a dare un'occhiata ai vari siti degli ordini, a quello del CNOP o a Facebook. Sono cose che prima non c'erano. Quindi non siamo depressi, cerchiamo di vedere le cose che stanno andando come stanno andando e le cose che stanno migliorando e cerchiamo di rimanere compatti e cerchiamo di fare il nostro lavoro al meglio, aiutandoci l'un l'altro e aiutando tutti i nostri rispettivi ordini, l'ordine nazionale, perché insieme possiamo ancora riuscire a uscire da questa crisi e noi come professione a uscirne meglio di come ci siamo entrati. Altrimenti ci riaggiorniamo, ma non sarebbe un bel altrimenti, quindi pensiamo a riuscire in questa impresa e a fare tutte le cose buone che dobbiamo fare. Buon incontro e a dopo. Bene, buonasera a tutti. Allora faccio una piccola premessa in realtà per rinnovare quello che ha detto il vostro Presidente poco fa rispetto alla questione delle domande, più che altro, una questione prettamente tecnica. Chi ha già partecipato a seminari in cui appunto io vi facevo da relatore sa che tutto sommato non mi disturba essere interrotta con domande, anzi mi fa piacere chiarire subito le cose, i dubbi che possono sorgere, però questa sera diventa un po' difficile proprio per una questione legata alla diretta streaming, quindi io proporrei non di lasciare le domande alla fine, che mi sembra una cosa sbagliata, perché poi uno col dubbio in mente si distrae su tutto il resto e magari alla fine si è anche dimenticato qual era il dubbio. Però magari andiamo per argomenti e man mano che esauriamo un argomento vediamo se ci sono dubbi residui, sono qui a disposizione per le domande, le dovete fare necessariamente con il microfono, non siate timidi, meglio vincere la timidezza e togliersi i dubbi, va bene? E quindi adesso casomai appunto vedremo come organizzarci più che altro per passare al microfono ogni volta che le domande dovessero appunto insorgere. Stasera parliamo di legge di stabilità. La legge di stabilità per il 2015 doveva essere in realtà pronta anzitempo. Vedi come si risolve il problema. Doveva essere pronta anzitempo rispetto, diciamo così, a quelli che sono i tempi di routine di approvazione di questa normativa che anno per anno di solito viene sempre approvata a ridosso delle feste di Natale o addirittura tra Natale e Capodanno. Io dico, passatemi il termine, in modo un po' vigliacco, no? Quando tutti siamo distratti. Sembrava che a ottobre fosse già pronta, poi insomma siamo arrivati al 24 di dicembre e quindi diciamo che nulla cambia rispetto agli altri anni. Oggi c'è stata la diretta streaming di Telefisco, il che significa che c'è stato un approfondimento da parte degli esperti del settore sulle novità introdotte dalla legge di stabilità. Io mi sono
cuccata la maratona di Telefisco tutto oggi per vedere se per caso dicevano qualcosa che poteva essere utile ai nostri scopi questa sera, e quindi insomma certe cose effettivamente sono emerse e adesso ho occasione così di riportarvele. Ci sono state, ovviamente il Telefisco tutti gli anni è occasione anche per fare qualche quesito sui punti interpretativi dubbi della legge di stabilità agli esperti dell'Agenzia delle Entrate, quindi diciamo che le risposte che oggi l'Agenzia delle Entrate ha dato in occasione di Telefisco le possiamo considerare sicuramente ufficiali, perché per prassi vengono poi inserite in una circolare ministeriale a pochi giorni dopo appunto l'evento di Telefisco. Quindi diciamo che poi per l'Agenzia delle Entrate quello che è l'orientamento interpretativo loro diventa assolutamente prioritario, con una valenza molto prossima, almeno nelle loro intenzioni, alla legge. Okay? Quindi teniamone conto, perché potrebbe anche essere importante in alcuni aspetti. Allora, vediamo subito qual è il programma di questa sera. Stasera parleremo di regimi fiscali fondamentalmente, e ci dilungheremo a lungo sui diversi regimi fiscali, perché comunque ci sono state delle novità importanti introdotte dalla legge di stabilità su questo argomento. Passeremo un po' in rassegna le varie opzioni tra regime ordinario, regime dei minimi, regime forfettario, che è la novità di quest'anno. Cercheremo un po' di vedere quali sono i requisiti e le caratteristiche di questi vari regimi fiscali, e anche di fare qualche valutazione di convenienza di uno piuttosto che dell'altro, di vedere un po' cosa magari io vorrei cercare di darvi gli elementi per valutare nelle singole vostre fattispecie, laddove ovviamente una scelta sia possibile, perché delle volte di scelta non si tratta, ma si tratta di strada obbligata, già tracciata dalla normativa, ma laddove invece una scelta è possibile, magari cercherò di darvi degli elementi che possono essere utili per fare una valutazione, cioè per dire ma quale strada imbocco, se sono di fronte a un bivio cerco di capire qual è il male minore, perché alla fine quando parliamo di tasse è sempre un male minore, no? Parleremo poi di nuovi adempimenti in qualità di sostituti d'imposta. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando voi come liberi professionisti andate a pagare dei compensi ad altri professionisti, rivestite la qualifica, si dice, di sostituti d'imposta. Cosa significa? Significa che se questi professionisti sono, che ne so, vostri colleghi, piuttosto che il commercialista, piuttosto che un avvocato, comunque professionisti che fanno fattura normalmente esponendo la ritenuta d'acconto, voi avete una serie di obblighi che la normativa impone e che sono in effetti cambiati già da quest'anno. E qui c'è un primo elemento un po' di preoccupazione, mettiamola così, perché ci sono delle scadenze molto vicine per le quali tra l'altro non sembra che non sia possibile nessun tipo di proroga, non c'è nessuna apertura dalla parte dell'Agenzia delle Entrate su possibili proroghe, e quindi ci sono già delle prime scadenze con le quali dobbiamo diciamo così interfacciarci, e quindi anche su questo cercherò di darvi un po' le linee guida. Parleremo poi anche di fatturazione alla pubblica amministrazione, un po' per così fare due considerazioni insieme, magari semplicemente non tanto di carattere fiscale ma proprio operative, per quello che riguarda la fatturazione elettronica, che è già entrata in parte a regime con lo scorso anno, ma che ormai andrà a pioggia in maniera molto più significativa da marzo di quest'anno su tutte le pubbliche amministrazioni. Quindi cercherò di darvi qualche suggerimento, qualche consiglio pratico per la procedura da seguire, per come organizzarvi, e parleremo sempre in maniera molto accennata, perché oggi su questo Telefisco ci ha dato un aiuto su una normativa nuova che sembrava dover andare anche sui liberi professionisti, invece su questo ci hanno graziato, che è lo split payment, che è un nuovo sistema di pagamento dell'IVA sulle fatture della pubblica amministrazione. Poi ho messo come ultima voce di programma altre novità in ordine sparso, nel senso che ho detto non tanto, magari alcune sono novità, altre sono cose vecchie, però forse è l'occasione di essere in tanti, di essere qui a discuterne, vediamo di
non perderci qualche pezzo per strada. Ci sono degli obblighi di fatto anche molto datati che io riscontro, vorrei dire quotidianamente quando sono all'ordine, non sono poi così conosciuti, quindi magari rivediamoli e cerchiamo di non perderci dei pezzi per strada. Bene, allora abbiamo detto che innanzitutto parleremo di regimi fiscali. I regimi fiscali adottabili dal 2015 quali sono? Allora, diciamo che la legge di stabilità ha abrogato il vecchio regime dei contribuenti minimi. L'ha abrogato vuol dire che chi inizia l'attività nel corso del 2015 e per il futuro non potrà più sfruttare le agevolazioni del regime dei contribuenti minimi. Chi però era già in attività al 31/12 dell'anno scorso e aveva i requisiti per stare nel regime dei contribuenti minimi può continuare a sfruttare questa agevolazione fino alla sua naturale scadenza, il che significa fino al primo quinquennio, al compimento del primo quinquennio di attività o eventualmente anche oltre se alla fine del primo quinquennio non si sono ancora compiuti 35 anni e a quel punto lì fino a 35 anni. Quindi diciamo che chi ha iniziato l'attività in realtà abbastanza di recente e aveva l'anno scorso questo regime fiscale, a meno che non sia andato già a naturale scadenza col 31/12/2014, potrà comunque proseguire nel regime dei contribuenti minimi, applicando assolutamente le vecchie regole, quindi non c'è su questo nessun cambiamento. Diciamo che c'è stata un po', secondo me, di confusione perché secondo me l'Agenzia delle Entrate ha la cattivissima abitudine di chiamare cose diverse con gli stessi nomi e quindi adesso si è parlato del nuovo regime fiscale forfettario che io chiamerò forfettario perché così si chiama da un punto di vista normativo, come regime dei nuovi minimi, quindi uno non capisce più se i minimi sono questi, sono quelli vecchi, poi ce n'erano quelli vecchi ancora più vecchi perché è ante-riforma 2011 e quindi diventa veramente una gran confusione. Allora, questa sera quando parleremo di contribuenti minimi, parleremo di chi ha aperto una partita IVA prima del 31/12 dell'anno scorso e quindi continua a usufruire di quel regime fiscale, parleremo invece di forfettari per chi ha eventualmente una partita IVA aperta quest'anno oppure comunque decide di passare a questo nuovo, perché ne ha i requisiti, regime fiscale e lo chiameremo pertanto contribuente forfettario. Va bene? Altri regimi che sono stati fiscali, che sono stati abrogati dalla legge di stabilità del 2015 sono il regime delle nuove iniziative produttive, quello che una volta veniva chiamato forfettino, che per capirci aveva una tassazione al 10%, e il regime IVA residuale. Il regime IVA residuale era un regime fiscale in realtà utilizzato da molti anche vostri colleghi, perché diciamo che era un qualche cosa che assomigliava moltissimo al regime fiscale ordinario, ne aveva tutte le caratteristiche da un punto di vista di tassazione, imposizione, IVA, imposte dirette e quant'altro, ma aveva una semplificazione, vorrei dire forse più sulla norma che di fatto, però di fatto insomma un pochettino una semplificazione c'era sulla tenuta delle scritture contabili obbligatorie, perché la norma diceva che non era obbligatorio tenere registri contabili, anche se poi vedevamo che dovendo fare la dichiarazione dei redditi, riclassificare il bilancio, pagare l'IVA, calcolare l'IRPEF e tener conto di tutte le normative del testo unico delle imposte sui redditi, le scritture contabili toccava tenerle lo stesso. Però diciamo che insomma ci si poteva prendere qualche, diciamo così, licenza poetica che oggi non è più possibile prendersi. Quindi non esiste più neanche questo regime IVA residuale. La prima conseguenza è che eventualmente se uno non è minimo e non ricade nel forfettario, ricade necessariamente nel regime fiscale ordinario con obbligo alla tenuta di scritture contabili in senso rigido, il che significa in primis che o si tiene lui la contabilità, che devo dire la verità può essere anche fattibile, ma con un'attenta supervisione di un consulente, perché qui stiamo parlando di
comunque l'esigenza di conoscere una normativa fiscale, di conoscere delle regole ragionieristiche, di conoscere quelle che sono le prescrizioni del testo unico delle imposte sui redditi sulla corretta tenuta delle scritture contabili. Quindi benissimo anche una cogestione, ma direi molto difficilmente una gestione totalmente autonoma. E questo significa che se c'è una cogestione magari non ci sarà l'esigenza di comunicare il deposito delle scritture contabili presso uno studio, diversamente invece bisognerà individuare lo studio che tiene le scritture contabili e comunicare all'Agenzia delle Entrate, ma questo chi ha un consulente ovviamente normalmente dovrebbe farlo il consulente, che le vostre scritture contabili sono depositate presso quel determinato professionista. Questa è una comunicazione che sembra un po' una banalità, però guardate che è importante in un'ottica di controllo, perché nel momento in cui voi doveste avere un controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Entrate, se siete obbligati a tenere scritture contabili, vi chiede dove sono depositate, e se voi dite che non le avete presso la vostra sede o presso il vostro domicilio fiscale, ma presso un professionista, dovete avere un'attestazione dalla quale questo risulti, quindi sottoscritta dal professionista da esibire in caso di verifica. Quindi questa è una prima cosa che eventualmente va messa a posto per chi transita necessariamente dal regime IVA residuale, che tecnicamente non aveva scritture contabili, al regime fiscale ordinario. Adesso facciamo un pochettino una carrellata tra a questo punto le tre opzioni che oggi rimangono: minimi fin tanto che non andremo a naturale scadenza, forfettario nuovo e regime ordinario, perché abbiamo detto queste ormai sono le tre opzioni che abbiamo. Allora, vi dicevo poc'anzi che le caratteristiche del regime dei minimi sono esattamente le stesse che c'erano fino al 31/12 dell'anno scorso, non è cambiato niente. Continueremo a liquidare l'imposta come imposta sostitutiva con una percentuale del 5%, continueremo a non pagare IRPEF addizionale regionale, addizionale comunale, non ci sarà IVA esposta in fattura perché ci sarà un'esclusione da IVA generalizzata, non applicheremo le regole del testo unico delle imposte sui redditi perché comunque il reddito sarà determinato, come abbiamo sempre fatto, entrate meno uscite, entrate professionali meno uscite professionali, con l'unica regola che si deduce solo quello che è inerente all'attività professionale, quindi l'unico modo per sapere se posso dedurre o no un costo, e questo guardate che è vero per tutti i regimi fiscali e anche per il regime ordinario. Il requisito principe che ci dice quando un costo è deducibile fiscalmente è l'inerenza. Cosa vuol dire? Devo poter giustificare che la spesa che vado a sostenere è una spesa che mi serve per esercitare la mia libera professione. Se non riesco a dare una giustificazione di questo, è ovvio che la spesa probabilmente non è inerente e quindi non potrò dedurla dal reddito professionale. Vi ricordo che diversamente dagli altri contribuenti, i contribuenti minimi hanno un pochettino il vantaggio di poter non conoscere la normativa fiscale, quindi non sono tenuti a conoscere le limitazioni alla deducibilità dei singoli costi che sono previste dal testo unico delle imposte sui redditi. Quindi, proprio come vi anticipavo poco fa, le spese le posso dedurre interamente se sono spese inerenti all'attività professionale, e se non sono solo inerenti all'attività professionale, ma in parte sono anche relative alla sfera personale, potrò dedurle al 50% perché sono le cosiddette spese promiscue. Un esempio per tutti vale per l'auto, ovviamente, e il cellulare. Tutto il resto, se non è inerente all'attività professionale ma è attratto alla sfera personale, ovviamente con la contabilità non c'entra niente e non potrò beneficiare di nessun tipo di deduzione. Abbiamo poi ormai imparato da tempo che i contribuenti minimi non sono soggetti agli studi di settore, di cui magari comunque parleremo un pochettino più diffusamente dopo. Ho fatto una slide apposta per chi comunque invece con gli studi di settore dovrà avere a che fare.
non sono tenuti alle scritture contabili obbligatorie, non sono tenuti a fare l'elenco clienti-fornitori, devono invece preoccuparsi degli adempimenti in qualità di sostituto d'imposta, e questo io ve l'ho messo bene in grassetto per ricordarvi che nel caso in cui anche come contribuente minimo aveste pagato l'anno scorso dei compensi assoggettati a ritenuta d'acconto a professionisti che siano colleghi, supervisori, analisti, commercialisti, avvocati o chi per essi, avrete un obbligo da porre in essere nell'immediato futuro, che è la nuova Q, la chiamano, certificazione unica, che va in scadenza quest'anno per la prima volta il 9 marzo, quindi questa è una cosa da tenere bene a mente. Lo dico soprattutto a chi non ha un commercialista, perché come sapete bene io ho sempre incentivato chi ha il regime dei contribuenti minimi a tentare almeno un'autogestione della propria posizione, che comunque è assolutamente fattibile proprio perché le conoscenze che richiedono la gestione di questo regime fiscale non sono di carattere tecnico-ragionieristico fiscale, quindi chi effettivamente fino ad oggi ha fatto da sé, no, nella gestione dei contribuenti minimi può sicuramente continuare a farlo, ma rispetto agli anni passati c'è un cambiamento importante che scade prima di tutti gli incontri che di solito facciamo quando parliamo di contabilità e di dichiarazione dei contribuenti minimi, quindi è bene che questa cosa vada tenuta presente e stasera ne parleremo. La grande, diciamo così, il grande vantaggio alla fine di questo regime fiscale, lo sapete, è una tassazione molto molto vantaggiosa, perché un 5% è qualcosa di trascendentale, infatti voglio dire non esiste più, no? Se ne sono accorti anche loro, e che comunque la gestione è una gestione molto snella, che è assolutamente anche fattibile dal professionista in autonomia senza aver bisogno necessariamente di un consulente. Quindi effettivamente devo dire la verità che questo regime fiscale abbandonarlo è un gran peccato. Chi oggi continua ad avere le caratteristiche da contribuente minimo, continua ad avere i requisiti e non ha ancora, diciamo, non è ancora arrivato alla sua naturale scadenza, è ovvio che a prescindere da tutto quello che diremo nel prosieguo di questa serata si tiene ben stretto al regime dei contribuenti minimi e non ci esce neanche sotto tortura, d'accordo? Questo è assolutamente pacifico. Sulla scia di questo ragionamento però mi sembra doveroso fare qualche considerazione sulla corsa all'apertura delle partite IVA che c'è stata, diciamo così, tra Natale e Capodanno, dove tutti hanno iniziato ad avere incarichi professionali che fino a quel momento non si erano sbloccati e improvvisamente sono andati in Agenzia delle Entrate, chi addirittura il 31 dicembre prima di stappare lo spumante e ha detto, c'è qualcuno addirittura mi risulta che stia facendo oggi l'apertura dichiarando di aver iniziato l'attività il 29-28 di dicembre, perché voi sapete che la dichiarazione di inizio attività si può fare entro 30 giorni da quando è iniziata l'attività, quindi tecnicamente ormai fino ad oggi, quindi domani non potete più farlo, non sognatevelo neanche, si poteva ancora andare in Agenzia delle Entrate per dichiarare di aver iniziato un'attività professionale, usufruendo quindi del regime dei contribuenti minimi. Allora, perché io dico facciamo una valutazione su questa corsa all'apertura delle partite IVA in chiusura d'anno? Perché dobbiamo, ormai quel che è fatto, e quindi diciamo che l'importante forse è capire come certe situazioni vanno gestite. Allora, consentitemi di fare una precisazione. La richiesta di attribuzione del numero di partita IVA è una dichiarazione di inizio attività. Allora, non è che io apro la partita IVA in via preventiva perché so che fra un giorno, 2 giorni, 1 mese, 6 mesi mi daranno un incarico professionale e quindi sono pronto. Ho la partita IVA, sono pronto. Normalmente si fa successivamente, quindi io devo entro 30 giorni da quando ho effettivamente iniziato a lavorare dichiarare di aver iniziato a lavorare.
Allora, capite bene che quando il disegno di legge di stabilità era scritto e si è iniziato a capire che probabilmente questo bellissimo regime dei minimi nel 2015 non sarebbe stato più fruibile, molti hanno fatto il pensiero di dire ma mi conviene aprire adesso, almeno vado avanti per un po' di tempo con le vecchie regole che sono più vantaggiose. Considerazione assolutamente legittima, purché ci fosse effettivamente l'inizio di un'attività professionale, perché il problema è che se io, in fase eventualmente di verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate, devo dimostrare di aver iniziato l'attività professionale, non è che posso dirlo, devo documentarlo, va bene? Allora, questo io lo dico perché non mi stupirei affatto che ci fosse una campagna di controllo mirata sulle partite IVA aperte in chiusura d'anno, dove si chiede di documentare l'effettivo inizio dell'attività professionale, il che significa ovviamente che se uno ha fatto delle prestazioni, incassato dei compensi, ha delle fatture emesse, degli acquisti fatti, è ovvio che insomma la sua documentazione parla chiaro, ha iniziato a lavorare, ha dei colloqui eseguiti nel mese di dicembre, ha aperto la partita IVA a dicembre, va bene, può essere, d'accordo? Probabilmente in un'altra situazione, se non ci fosse stato il regime dei contribuenti minimi così in scadenza, avrebbe rimandato l'apertura della partita IVA a gennaio, però se l'attività era effettivamente iniziata a dicembre è legittimo che abbia aperto la partita IVA. Ma se di fronte ad una richiesta di documentazione da parte dell'Agenzia delle Entrate uno non è in grado di dare questo tipo di dimostrazione, è facile che l'Agenzia delle Entrate gli disconosca il diritto all'agevolazione. E questo, se succede, non lo dico per spaventarvi, lo dico perché almeno sapete che cosa può accadere e vi regolate di conseguenza. Perché se questo dovesse succedere, non succede domani, succede fra ragionevolmente diversi mesi, se non addirittura il prossimo anno. E quindi uno ormai si è orientato in un modo tale che rischia poi di dover in qualche modo disfare e tornare a delle regole diverse, e disfare quello che è stato fatto nell'arco di diversi mesi potrebbe essere complicato. Allora, su questo io vi darei anche, tra l'altro questa riflessione, vi dico, è una riflessione che io avevo fatto a suo tempo a chi, per esempio l'anno scorso a fine anno mi chiamava all'ordine e mi diceva ma cosa faccio dottoressa, apro o non apro? Io ho detto secondo me no, cioè aprite se avete effettivamente la possibilità di dimostrare l'esercizio di un'attività, incassare dei compensi. Adesso qualcuno quest'anno mi ha detto io non ho incassato niente ma ho una lettera di incarico, ho la privacy firmata dal paziente e a gennaio gli farò una fattura con scritto, che è la prima che faccio in assoluto, ma con scritto che i colloqui sono stati svolti nel mese di dicembre. Dico, va bene, meglio che niente, però non è l'ideale. Ecco, allora diciamo che se ho effettivamente della documentazione contabile, delle fatture emesse già nello scorso anno, secondo me sono ragionevolmente tranquillo. Basta che non abbia fatto delle schifezze improponibili, tipo delle fatture per operazioni inesistenti, che sono anche un reato penale tributario, perché allora non sono per niente tranquillo. Quindi, se ho delle fatture emesse di compensi che ho incassato per un'attività che ho realmente svolto, sono sicuramente tranquillo. Se però ho una lettera di incarico, una firma su una privacy, una fattura che faccio ad un ente, a un paziente, a chiunque quest'anno e che documenta che l'attività è stata svolta già nell'anno scorso, vorrei dire che posso essere abbastanza tranquillo, ma non ho la sfera di cristallo e non posso sapere se l'Agenzia delle Entrate invece farà quello che in realtà ha già fatto altre volte, cioè ha detto l'inizio dell'attività lo facciamo coincidere con l'incasso del primo compenso, perché in alcune circolari ministeriali, soprattutto penso a quando è entrato in vigore il nuovo regime dei contribuenti minimi dopo la riforma del 2011, l'Agenzia delle Entrate aveva ancorato proprio per calcolare gli anni, no? Nei quali uno poteva stare nel regime fiscale, aveva detto il primo anno è quello dove uno ha incassato il primo compenso. Quindi non aveva neanche detto l'inizio dell'attività è legata dall'incarico, dall'apertura della partita IVA, aveva parlato di prima fattura. Quindi la seconda ipotesi è forse diciamo un paracadute, speriamo che si apra, ok?
Se poi non c'è un incarico, non c'è una privacy, non c'è una fattura e la prima la fate fra 6 mesi, lasciate perdere il regime dei minimi spassionatamente e orientatevi su eventualmente il nuovo forfettario, perché andate in cerca solo di complicarvi la vita. Questo è un consiglio. Chiusa la parentesi. Altra possibilità, abbiamo detto, se non c'è più il regime dei minimi perché è andata a naturale scadenza, non c'è regime dei minimi per chi apre la partita IVA adesso, è il nuovo regime fiscale forfettario. Quali sono le caratteristiche di questo regime fiscale? Intanto c'è un'imposta sostitutiva che è del 15%, quindi insomma il triplo di quella del regime dei minimi. Continuano a non esserci IRPEF addizionale regionale e addizionale comunale, continua a non esserci IVA, quindi comunque c'è un'esclusione generalizzata dall'applicazione dell'IVA, così come avveniva per il regime dei minimi, il che significa che ovviamente dovrò indicare nella fattura, quando emetto la mia fattura, il riferimento normativo, un po' come facevo già con il regime dei minimi, però il nuovo riferimento normativo che è quello della legge di stabilità del 2015. La grande novità di questo regime fiscale è che sono totalmente irrilevanti le spese professionali, cioè il reddito si chiama forfettario in realtà proprio perché il reddito è forfettizzato. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che l'unica cosa che rileva sono i vostri compensi, delle spese che voi sostenete o non sostenete, all'amministrazione finanziaria non interessa assolutamente nulla, vi chiedono solo di documentare i compensi che verranno poi abbattuti con una percentuale forfettaria che in qualche modo è volta a riconoscere un certo quantum di spese che però non sono quelle analiticamente da voi documentate perché sostenute, ma sono così, determinate con una percentuale fissata ex legge. I contribuenti forfettari non sono soggetti a studi di settore, non hanno scritture contabili obbligatorie, non fanno l'elenco clienti fornitori, non sono né sostituti di imposta né sostituiti. Cosa vuol dire? Vuol dire che se pagano un compenso a un professionista, lo pagano come fossero dei privati cittadini, quindi il compenso non dovrà essere assoggettato a ritenuta da conto e quindi questo dovete voi eventualmente come contribuenti forfettari segnalarlo al professionista che vi dovesse fare una fattura. Allo stesso tempo, nel momento in cui voi fate una fattura ad un ente, ad una cooperativa, ad un ambulatorio, ad un collega, chiunque normalmente riveste la qualifica di sostituto d'imposta, a vostra volta la fattura non sarà soggettata a ritenuta da conto, questo esattamente come avviene anche per il regime dei contribuenti minimi. E questo per un motivo molto banale, e cioè che la ritenuta da conto è per legge del 20%, se l'imposta dei minimi è al 5 e dei forfettari al 15, una ritenuta al 20 sarebbe eccedente l'imposta realmente dovuta e quindi non avrebbe senso di essere. Va bene? Quello che è molto interessante, vorrei dire forse l'unico aspetto realmente interessante di questo regime fiscale, è che la gestione è una gestione veramente irrisoria. Irrisoria vuol dire che se il regime dei contribuenti minimi era facile da gestire, questo c'è una passeggiata. Voi potete semplicemente imparare a fare le fatture, dimenticarvi di qualunque altra cosa, disinteressarvi di documentare le spese, arrivare alla dichiarazione dei redditi e riportare la sommatoria dei vostri compensi, perché poi c'è abbattimento forfettario e imposta del 15% sul reddito. Quindi è una cosa veramente banale da gestire. Per quello che riguarda la tassazione, devo dire la verità, che va un pochettino valutata sulle singole fattispecie. Io poi vi proporrò degli esempi per fare un po' il confronto tra un regime forfettario e un regime fiscale ordinario. Devo dire la verità che dal punto di vista delle imposte lo Stato ha fatto bene i suoi conti. Ha fatto in modo che il professionista che ha questo regime fiscale chiuda necessariamente sempre in utile, cioè non possa avere una perdita, perché è ovvio che se paga le imposte sui compensi abbattuti di una percentuale forfettaria
vuol dire che comunque c'è sempre una base imponibile sulle quali le imposte vanno pagate, e ha fissato un'aliquota dell'imposta sostitutiva che sì è un 15% e quindi apparentemente potrebbe sembrare interessante, perché uno dice beh, pago il 15, la prima aliquota IRPEF è il 23, mi conviene comunque perché ho 8 punti di percentuale di differenza che mi fanno risparmiare. Però se dopo andiamo a vedere gli esempi che io vi propongo, vedrete che non c'è proprio nessun risparmio, vince sempre il banco. E quando parlo di banco, parlo di Stato, va bene? Vince sempre il banco perché? Perché proprio il fatto che si tratti di un'imposta sostitutiva fa sì che non vengono meno tutte quelle detrazioni da lavoro autonomo, da spese personali, da oneri di vario tipo che in qualche modo servono per ridurre l'IRPEF e che quindi alla fine non ha mai questa aliquota fissa al 23%. Quindi è un po' riduttivo fare un confronto 15 contro 23. Di fatto, se facciamo un po' di conti, ci accorgiamo che con il 15% tendenzialmente andiamo decisamente peggio. Alla fine, molto banalmente, dobbiamo secondo me fare un ragionamento sulla singola fattispecie, cercando un pochettino di capire se mi conviene pagare un po' più di tasse ma alleggerirmi della gestione, quindi risparmiare per esempio di consulente, oppure se invece nelle tasse che vengono fuori addirittura mi salta fuori anche la parcella del consulente, perché a seconda delle varie situazioni può crearsi anche questa situazione. Quindi qua bisogna veramente entrare nello specifico delle singole fattispecie per vedere a chi conviene una soluzione piuttosto che l'altra. Se parliamo invece di regime fiscale ordinario, qua ne abbiamo, cioè, vedete c'è un sì su tutto, invece che un no su tutto è un sì su tutto, cioè IRPEF a scaglioni, addizionale regionale e comunale da pagare, c'è l'IVA, nel momento in cui ovviamente le prestazioni sono prestazioni da assoggettare ad IVA, valgono le regole del testo unico delle imposte sui redditi, quindi con tutte le limitazioni alla deducibilità fiscale che il testo unico prevede. Ci sono gli studi di settore, quindi un controllo automatizzato sul reddito, ci sono le scritture contabili obbligatorie, c'è l'elenco clienti fornitori, insomma c'è una gestione fondamentalmente molto pesante. È una tassazione che potrà essere più o meno pesante, diciamo che sarà sicuramente molto più pesante, in particolare per chi soffre, io dico, dell'effetto cumulo. Cosa vuol dire? Per chi fa l'attività professionale in via sussidiaria rispetto magari ad un'altra attività che svolge di lavoro dipendente o magari al reddito da pensione, che ha altri redditi che già sono soggetti ad IRPEF e che quindi nel momento in cui io vado a dover dichiarare anche il reddito della libera professione, vado a sommare ai fini IRPEF redditi di fonti diverse con quello che si chiama il cumulo, e il cumulo fa sì che cosa accada? Che tenuto conto che questi sono gli scaglioni IRPEF, la tassazione cresce al crescere del reddito. Sui primi 15.000 euro pago il 23%, ma sulla parte che eccede i 15.000 euro fino a 28.000 pago il 27%, sulla parte che eccede i 28 fino ai 55 pago il 38%, tra i 55 e i 75.000 i 41 e oltre i 75.000 il 43%. Cioè, capite bene che se mi va tutto in cumulo, cioè tutto il mio reddito è un reddito soggetto ad IRPEF, è ovvio che man mano che aggiungo redditi anche di fonti diverse rischio di andare a pagare sempre un'aliquota più alta. Quindi è ovvio che il regime ordinario per chi si trova in una situazione con convergenza di redditi diversi rischia di essere effettivamente molto penalizzante sotto il profilo della tassazione. Però tant'è. Cioè non è che ci sono delle altre soluzioni, a meno che uno non riesca ad avere comunque i requisiti per aderire al regime forfettario. Allora vediamo quali sono, perché ce ne sono parecchi e sono anche abbastanza stringenti. Allora, diciamo che io qua vi ho riassunto in questa slide i primi 5 che secondo me sono quelli imprescindibili, cioè o li ho o non li ho e quindi o dentro o fuori dal regime forfettario. Poi ce ne sono in realtà qualcun altro che però potrei anche, diciamo così, in qualche modo gestire e quindi potrei riuscire a rientrarci, però questi o ci sono o non ci sono. Allora, il regime forfettario è riservato alle persone fisiche che sono residenti in Italia,
che hanno compensi inferiori a 15.000 euro annui, che vanno ragguagliati ad anno, il che significa che nell'anno di inizio attività il contribuente forfettario, se inizia l'attività non dal 1° di gennaio ma più avanti, 1° di febbraio, 1° di marzo, 1° di aprile, quello che può essere, deve ricordarsi di ridurre questa soglia di compensi in funzione del periodo di lavoro che ha davanti per arrivare al 31/12. Faccio un esempio per capirci in maniera assolutamente semplice. Se io apro la partita IVA con il regime forfettario al 1° luglio, è ovvio che il 1° luglio sono a metà anno, il mio tetto di compensi per il primo anno non sarà di 15.500 ma della metà, 7.500 euro. Ok? Altro requisito: non bisogna avere redditi da lavoro dipendente, da pensione, redditi parasubordinati, a meno che non sia cessato nel corso dell'anno il rapporto di lavoro. Se c'è una cessazione del rapporto di lavoro, è ovvio che uno apre la partita IVA e può anche aderire al forfettario. C'è una sorta di clausola di salvaguardia, però vi assicuro che è molto duro starci dentro, cioè che cosa dice la norma? Se per caso ci sono redditi da pensione, da lavoro dipendente o parasubordinati, comunque si può stare nel regime forfettario nel momento in cui il reddito da lavoro autonomo è prevalente rispetto a quello da lavoro dipendente. Cioè, ma 15.000 euro di compensi, poi non vogliono i compensi, vogliono il reddito, quindi bisogna tener conto dell'abbattimento forfettario, è sicuro che è dura. Ancora lo Stato ci fa questa grazia e ci dice però non importa la prevalenza del reddito di lavoro autonomo se nella somma dei due, tra lavoro dipendente e lavoro autonomo, non superi i 20.000 euro. Va bene, d'accordo? Quindi se sto entro i 20.000 euro mi fanno la grazia di darmi il regime forfettario. Allora, se rientro in questa casistica, io vorrei dire, sono stato bravo perché non so quanti ce ne saranno in Italia che ci possono rientrare, però se rientro in questa casistica forse il forfettario diventa anche conveniente, perché ho il lavoro dipendente soggetto a tassazione IRPEF e il reddito di lavoro autonomo pur basso che non mi crea costi di gestione, va a imposta sostitutiva al 15% invece di andarmi in cumulo sul lavoro dipendente, e quindi questo è sicuramente un caso in cui se ci sto nei 20.000 mi può essere di mio interesse aderire a questo regime fiscale. Ultimo requisito: il contribuente forfettario non deve avere partecipazioni in società di persone, in studi associati professionali e in SRL tassate per trasparenza. In poche parole, non deve avere un quadro RH nella sua dichiarazione dei redditi, cioè non deve dichiarare una quota di utile che percepisce da una di queste realtà. Chiarisco subito un aspetto che di solito crea sempre un po' di confusione. Guardate che lo studio professionale associato è una realtà strutturata che ha una sua partita IVA, un suo statuto, delle regole di funzionamento. Non è una condivisione di attività, una collaborazione di fatto tra più professionisti che operano comunque ognuno in autonomia rispetto all'altro con una propria partita IVA. Questa è solo una cooperazione, una collaborazione, un lavoro in equipe, una condivisione di locali, di spese, chiamiamola come vogliamo, ma non è uno studio associato. Uno studio associato deve essere stato regolamentato con una sua partita IVA, un suo codice fiscale, un suo statuto, è una cosa ben diversa, va bene? Ci vuole il microfono però, sa? Perché se no non la sentono da... Allora, la vostra collega voleva sapere se questa regola vale anche per il regime dei minimi. Assolutamente sì, è sempre stato così per il regime dei minimi e continua ad essere perché non è cambiato assolutamente nulla. Quindi, avendo questi requisiti e avendo convenienza, valutando di aver convenienza di stare nel regime forfettario, si può aderire al regime forfettario. Vi dicevo, ci sono in realtà altri... Certo. Essere sicuro del senso dello comunque, e nel senso, se il reddito professionale è maggiore di quello dipendente, ma la somma è fra i 20 e i 30.
non va bene. Deve essere comunque la somma sotto i 20.000? Cioè, allora, il reddito professionale È più di quello dipendente. è superiore. Ok, ma la somma Sì. non è sotto i 20, è fra i 20 e i 30. Dunque, però allora qui il problema sta sui compensi, cioè nel reddito professionale io devo comunque stare nella soglia massima dei 15.000 euro di compensi, Sì, certo. Quindi nel reddito bisogna capire poi come io vado a forfettizzare questo reddito. Cioè, intendo 14,5 di professionale, facciamo Sì. esempio 10.000 di dipendente. Sì, sì. Però nei 14.500 di professionale io devo sapere qual è il mio abbattimento forfettario. Il mio abbattimento forfettario è al 78%, questo lo vedremo fra poco, quindi vuol dire che io ho 11.000 euro di reddito da libera professione. Quant'è il mio reddito lavoro dipendente? Diciamo 10.000. Se sono in 10.000 ci sto, perché sono comunque con 11.000 è prevalente il reddito da libera professione. La difficoltà grossa, se devo dire la verità, è che faccio un po' fatica a priori a sapere che arriverò a fine anno a 14.500 euro di compensi. Cioè io comunque devo decidere prima che inizi l'anno quale sarà il regime fiscale che vado ad adottare e quindi diventa difficile perché devo già in qualche modo ipotecare quello che è il compenso di quest'anno. Se poi non ci arrivo, vedremo che cosa succede se non mi mancano i requisiti, però comunque diciamo che al massimo avrò avuto l'agevolazione per il primo anno, poi dall'anno seguente passo necessariamente al regime ordinario. Perché non si entra con i numeri dell'anno prima? Si entra con i numeri dell'anno prima per il 2015, però poi ogni anno vanno riverificati anno per anno, quindi se nel 2015 sforo i requisiti, nell'anno successivo vado necessariamente al regime ordinario. Intanto uno ce l'ha avuto per il 15? Sì, intanto l'ha avuto per il 15, se ha fatto i conti che gli conviene perché effettivamente c'è questa soluzione sicuramente va bene, intanto per un anno ho portato ha battuto, diciamo così, lo Stato sul tempo. Vi dicevo, ci sono altri 3 requisiti che in realtà ho messo separati in questa seconda slide perché secondo me insomma sono un pochettino più gestibili, diciamo così, no? E quindi possiamo anche basta sapere che devo rispettarli, però insomma in qualche modo posso fare in modo di starci dentro, e cioè quali sono? È che il contribuente forfettario deve avere un valore dei beni strumentali in uso che non è superiore a 20.000 euro, vuol dire il costo storico dei beni strumentali al 31/12 dell'anno precedente deve essere non superiore a 20.000 euro. Sono irrilevanti ovviamente il valore dei beni immobili, però si tiene conto del valore, si dice normale, quindi vuol dire di comune commercio, di tutti i beni in uso anche se non sono stati acquistati diciamo i dedotti nella libera professione, quindi si tiene conto, diversamente da quello che avveniva per esempio con il regime dei contribuenti minimi, anche dei beni in comodato d'uso, dei beni personali utilizzati e via dicendo. Su questo io credo che l'Agenzia delle Entrate farà un pochettino fatica a fare delle verifiche, perché se io non ho la documentazione del costo, cosa mi dicono? Che mi sono portato a casa la sedia, che quella sedia vale X, Y, cioè diventa secondo me un pochettino dura, però devo sapere che devo stare dentro questo parametro. Oltretutto devo non spendere più di 5.000 euro all'anno per spese per prestazioni di lavoro, che siano lavoro dipendente, parasubordinato, quindi collaborazioni coordinate e continuative, o lavoro accessorio, per capirci quello pagato tramite voucher. Non ci sono requisiti di età né di anzianità professionale, quindi in realtà posso accedervi a qualunque età e a prescindere anche da quanti anni ho già la partita IVA aperta. La verifica di tutti i requisiti per il regime forfettario, in realtà così come avviene per il regime dei contribuenti minimi, va effettuata tenuto conto della situazione al 31/12 dell'anno precedente, quindi per il 2015 ovviamente il 31/12/2014. Poi anno per anno dovrò continuare a fare ovviamente la verifica per verificare di continuare a poter stare nel regime forfettario anche negli anni successivi. Quali sono gli adempimenti che mi vengono chiesti in qualità di contribuente forfettario? In realtà vi dicevo,
quando voi avete imparato come si fanno le fatture, quali sono le diciture che vanno indicate per i riferimenti normativi corretti, non dovete fare null'altro, dovete aspettare il periodo della dichiarazione dei redditi, dovrete fare il modello unico e in quel caso potrete fare la liquidazione delle imposte direttamente in dichiarazione. Il tutto, ovviamente, questo dobbiamo ricordarcelo, telematicamente, quindi sia il pagamento delle imposte che la dichiarazione dei redditi, anche se li faccio da solo, devo ricordarmi che devo farlo per forza di cose in via telematica, perché tutti i titolari di partita IVA hanno questo obbligo. Dopodiché non dimentichiamocelo, dovrò comunque pagare la contribuzione ENPAP, quindi dovrò fare la mia consueta comunicazione reddituale all'ENPAP una volta all'anno, per il versamento del saldo verserò l'acconto secondo i soliti criteri, lì non cambia assolutamente a nulla. Come viene determinato il reddito? Allora, vi dicevo, le spese, non si tiene conto in nessun modo delle spese che avete sostenuto, quindi vorrei dire, vale anche poco la pena tenerle e documentarle, intendiamoci. Nella normativa, a voler essere rigorosi, è scritto che vanno conservati i documenti contabili, numerate le fatture di acquisto. Vabbè, ma se io non me la sono fatta fare la fattura, cosa numero? Cioè, voglio dire, mica mi contesteranno che non ho speso soldi. Mi dicono che tanto le mie spese sono irrilevanti e allora io ho deciso che non spendo più niente, molto semplicemente. I miei compensi li fatturo, quello per forza di cose, e quando devo determinare il mio reddito moltiplico i compensi che ho incassato nel corso dell'anno per questa percentuale forfettaria del 78%. Questo è il reddito lordo sul quale poi io sono chiamato a pagare l'imposta sostitutiva. C'è un'agevolazione per le cosiddette start-up, ovvero per chi apre la partita IVA e si trova nei primi 3 anni di attività, ed è un'attività che può essere considerata nuova perché non c'è, come quei vecchi regimi dei minimi, una partita IVA aperta nell'ultimo triennio, non c'è un proseguimento dell'attività fatta precedentemente sotto altra forma, sono una start-up, sono all'inizio della mia attività professionale e allora mi consentono di ridurre di un ulteriore terzo il reddito il reddito lordo che ho determinato dopo aver fatto l'abbattimento forfettario. A quel punto lì potrò ancora dedurre i contributi ENPAP, quindi la contribuzione la posso andare a dedurre, ovviamente sempre come al solito solo contributo soggettivo e contributo di maternità, e sul reddito netto così determinato pagherò un 15%. E con questo ho finito. Come contribuente forfettario non devo fare null'altro. Quindi capite bene che dal punto di vista della semplificazione della gestione è veramente una cosa molto molto interessante. Bisogna capire se appunto nelle singole fattispecie poi uno alla fine non rischia di sanguarsi di imposte, perché questo è un po' il problema. Quanto dura il regime forfettario? Allora, la durata è illimitata nel tempo, nel senso che non è soggetto a nessun tipo di scadenza, finché io ho i requisiti posso stare nel regime forfettario, ed è applicabile anche senza soluzione di continuità. Vuol dire che io posso applicarlo a singhiozzo, cioè un anno sono forfettario, l'anno dopo no, però poi riprendo i requisiti, quindi ci rientro nell'anno dopo ancora, e questa cosa effettivamente forse un po' macchinosa, crea forse un po' di confusione nella gestione, però è assolutamente fattibile, la normativa lo prevede. In caso comunque di perdita dei requisiti, perché appunto sforo per esempio il tetto massimo di compensi di 15.000 euro, la decadenza dall'agevolazione funziona sempre dall'anno successivo, quindi io nell'anno in cui ho perso il requisito di fatto non succede assolutamente niente, continuo ad applicare le regole del regime forfettario, a pagare la tassazione con l'imposta sostitutiva al 15%, però dall'anno seguente so che vado in automatico a regime ordinario, per poi abbiamo detto casomai rientrarci se del caso. Attenzione, perché dal punto di vista degli adempimenti, cioè cosa devo fare una volta che ho deciso sto nel forfettario, non ci sto, ho i requisiti o no, cosa si aspetta da me l'Agenzia delle Entrate? Allora, diciamo che il regime forfettario è considerato un regime naturale. Vuol dire che in automatico, se voi avete i requisiti per essere contribuenti in regime forfettario, l'Agenzia delle Entrate dice non devi fare nulla. Ti comporti come un contribuente forfettario, non serve che tu faccia nessuna opzione, nessuna comunicazione, sei forfettario in automatico.
L'unica eccezione è per chi apre la partita IVA, perché chi apre la partita IVA invece, così come faceva per il regime dei contribuenti minimi, deve operare una scelta per il regime forfettario. Allora, ovviamente quella scelta oggi la possiamo fare mettendo una barratura, questo ha dato come indicazione ufficiale l'Agenzia delle Entrate, sul vecchio regime dei contribuenti minimi, perché la norma c'è ma il modello no. E quindi si continua a avere il modello di apertura della partita IVA dove si parla di nuove iniziative produttive, che è il vecchio forfettino che non esiste più abrogato, e di regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, che sono i contribuenti minimi, che dal 2015 non sono più accessibili, però sul modello ci sono ancora, usiamo quello e barriamo quello. Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 31/12 dell'anno scorso, fin tanto che non vengono adeguati i modelli si considera valida quel tipo di barratura. Se avendo i requisiti per il regime forfettario decido di passare lo stesso al regime ordinario per i milioni di motivi che posso avere, varrà il cosiddetto comportamento concludente, mi comporto come un contribuente ordinario, tengo le scritture, addebito l'IVA se devo addebitarla, faccio le fatture con ritenuta, pago l'IRPEF invece che l'imposta sostitutiva, sono a tutti gli effetti un contribuente ordinario, indicherò a posteriori, quindi quando farò la dichiarazione dei redditi per il 2015, quindi parliamo dell'unico 2016, che ho optato per il regime ordinario. Attenzione, perché questa scelta può essere anche una scelta corretta, ma tenete conto che è una scelta di medio periodo, perché vi vincola per un triennio. Se uno ha i requisiti per il forfettario e decide di applicare l'ordinario, non può dire beh, quest'anno vado in ordinario e poi si vedrà. Sa che fa una scelta che lo vincola per almeno un triennio. Deve star lì per almeno 3 anni, dopodiché potrà eventualmente modificarla in qualunque momento, però i primi 3 anni è vincolato con l'ordinario. Allora, io direi che adesso possiamo fare qualche esempio pratico. Se non ci sono domande, perché sennò passiamo il microfono e rispondo volentieri. Sì, se mi spiegava un po' meglio il forfettario, insomma il regime forfettario a singhiozzo. A singhiozzo vuol dire che io quest'anno ho i requisiti perché al 31/12 dell'anno scorso ho verificato che avevo tutti i requisiti, quindi nel 2015 tengo il regime forfettario. Poi succede che nel 2015, per esempio, incasso 16.000 euro. 16.000 euro mi fanno in automatico uscire dal regime forfettario. Nel 2015 mantengo tutte le caratteristiche e le agevolazioni del regime forfettario, la tassazione del regime forfettario. Nel 2016 passo necessariamente al regime ordinario. Poi diciamo che nel 2016 rifatturo 14.000 euro. Se voglio, 2016 rimango regime ordinario, tassazione ordinaria, adempimenti ordinari, ma nel 2017 potrò ripassare al regime forfettario. Ok, quindi non ho nessun vincolo di rimanere di più o di meno nell'ordinario. No. Ok, va bene, grazie. Qua vi dico, vi faccio facciamo una piccola considerazione su questo regime fiscale. Guardate che questo regime fiscale ha scontentato un po' tutti, mi pare ovvio, insomma, no? Anche perché quando inizia a fare 2 conti, adesso vedrete che facendo i conti, effettivamente, salvo casi sporadici, come può essere il caso che faceva il vostro collega, che effettivamente però è abbastanza limitato, piuttosto che altri casi, insomma, è difficile che il regime forfettario sia effettivamente molto conveniente dal punto di vista fiscale, e quindi sembra che in volata vogliano proporre delle modifiche già da quest'anno, però sembra, cioè bisogna capire, perché ormai l'anno inizia, uno si organizza in un determinato modo. Ho difficoltà a pensare che possano dire beh, in corso d'anno cambiamo regime fiscale. Ormai uno ha già deciso che cosa fare, non è che può disfare una contabilità, una fatturazione, spese che non ha documentato, diventa un disastro, no? Quindi può essere che ci siano effettivamente dei cambiamenti, ma li vedo più probabili in una bella legge di emergenza dell'estate, come è stato per esempio nel 2011 con il regime dei minimi, che però poi vanno ad applicarsi sull'anno d'imposta successivo. Credo che per quest'anno ormai i giochi siano fatti, se devo dire la verità.
Allora, sì, bravo. Dove scrive elenco clienti fornitori, intende il nuovo spesometro Sì, cosiddetto? sì. Elenco clienti fornitori o spesometro, fondamentalmente la stessa cosa, sì. Allora, proviamo a fare insieme due conti sulla tassazione con il regime forfettario. Allora, io ho ipotizzato, vi propongo in realtà degli esempi un po', uno con un compenso tendenzialmente molto vicino alla soglia massima e uno poi nella slide successiva con un compenso invece molto più basso. Allora, questo tendenzialmente vicino alla soglia massima, diciamo che se noi partiamo dal presupposto che abbiamo 14.000 euro di compensi, su questi abbiamo un 78% di abbattimento, no, forfettario, il nostro reddito lordo diventa di 10.920 euro. Possiamo togliere, abbiamo detto, i contributi previdenziali. Allora io ho fatto un'ipotesi di avere 1.222 euro di contributi previdenziali. Il mio reddito netto sarà di 9.698, su questo pago il 15% di imposta sostitutiva. Quindi vuol dire ho 14.000 euro di compensi, mi disinteresso delle spese che ho realmente sostenuto, comunque su 14.000 euro pago 1.455 euro di imposta. Scusate, ma non è che sia esattamente un regalo, Secondo esempio. Il secondo esempio è stesso livello di compensi, però sono una start-up, cioè mi trovo nei primi 3 anni di attività professionale. Allora qui vado un pochettino meglio, perché? Perché una volta che ho abbattuto forfettariamente i miei compensi, posso sfruttare la riduzione di un terzo, ulteriore riduzione di un terzo del reddito, quindi il reddito lordo per un terzo trovo l'ulteriore riduzione, quella ovviamente mi va a ridurre il reddito lordo, di nuovo posso togliere i contributi previdenziali, sul reddito netto, che a questo punto si riduce proprio per effetto di questa agevolazione dei primi 3 anni, pagherò di nuovo il 15% di imposta, quindi ho 909 euro di imposta sostitutiva. Quindi diciamo così, a parità di compensi, nei primi 3 anni di attività ho un risparmio di imposta che comunque, insomma, mal contati sono quasi 500 euro, quindi non è male, no? Anzi, sono un po' di più di 500 euro. Facciamo un'altra ipotesi, cioè che i miei compensi non siano così vicini alla soglia massima, ma siano decisamente più bassi, diciamo 6.000 euro. Allora, vediamo cosa succede con 6.000 euro. Sempre il 78% il mio abbattimento forfettario, il mio reddito lordo diventa di 4.680, di nuovo riduco dei contributi previdenziali ENPAP, qua sono diventati 9,10, non ho messo i 1.222 perché se ho un reddito più basso ho pagato meno contributi, diciamo che i 9,10 sono la soglia minima, io ho messo la contribuzione minima ENPAP, tanto per capirci, no? Quindi il mio reddito netto è di 3.770, su questo pago il 15%, ho un'imposta sostitutiva di 566 euro, quindi 6.000 euro è i miei compensi, non ho pagato le spese, sono solo i miei compensi, poi devo pagare le spese, pago 566 euro di imposta. Lo stesso esempio però, tenuto conto magari di essere nel primo triennio di attività, ho un piccolo risparmio, se vedete, perché anche qui, godendo dell'ulteriore riduzione di un terzo del reddito, vado a pagare 332 euro di imposta, quindi insomma anche qui risparmio un pochettino, 200 euro all'incirca di risparmio. Allora, prendiamo bene o male gli stessi dati e facciamo una simulazione con la tassazione ordinaria. Allora, io ve l'ho messo sotto, però ve lo dico subito, attenzione perché questa stima non tiene conto dell'eventuale presenza di altri redditi soggetti ad IRPEF, quindi io sto dicendo un professionista che fa solo libero professionista, che avrebbe i requisiti per il forfettario, nel momento in cui decide di passare invece a regime, di optare per il regime ordinario e non ha altri redditi soggetti ad IRPEF, finisce in questo tipo di casistiche e questa simulazione per lui può essere effettivamente valida dal punto di vista, insomma, del confronto tra i due regimi fiscali. Allora, sempre 14.000 euro di compensi. Qui non ho l'abbattimento forfettario, tengo conto delle mie spese in modo analitico.
Io ho detto quante sono le mie spese? Qua è ovvio che ognuno, se vuole, può fare una simulazione sul suo reddito dell'anno scorso, che così ha dei dati finiti e si rende conto effettivamente di qual è la sua situazione. Però ovviamente io ho fatto una presunzione, ho detto beh, facciamo finta che pago l'affitto, pago le utenze, pago un po' di formazione, pago l'assicurazione professionale, pago il commercialista perché sono in ordinario, quindi diciamo che comunque ho una consistenza di spese che non è irrisoria, ne tengo conto in modo analitico e non in modo forfettizzato, il mio reddito lordo può essere di 8.000 euro in questo esempio. Tengo conto sempre di quella deduzione ENPAP che avevo messo nel primo esempio che abbiamo visto. L'IRPEF e le addizionali che posso stimare su un reddito netto di 6.778 euro è di 500 euro. Allora capite bene che vuol dire che io potrei confrontare questo esempio, l'esempio 5, a tassazione ordinaria, con questo che era l'esempio 1 che avevamo visto a regime forfettario. Pago 3 volte le imposte che pagherei con il regime ordinario. Il problema è che qui non ho pagato il commercialista, nel regime ordinario sì, questo assolutamente è vero, quindi devo anche fare questo tipo di valutazione. Che mi entra nelle spese professionali, certo. Guardate che poi è una previsione, tra virgolette, prudente, nel senso che probabilmente si riesce anche a pagare qualcosina in meno di questi 500 euro se sono a regime ordinario. Perché? Perché anche qui io non ho tenuto conto che magari uno ha anche delle spese personali, degli oneri da potersi detrarre, banalmente delle spese sanitarie, gli interessi passivi sul mutuo prima casa, un'assicurazione sulla vita, le spese di un asilo nido, cioè ci sono degli oneri che sono oneri personali, non professionali, che servono a ridurre l'IRPEF, ma mi riducono l'IRPEF, ma non l'imposta sostitutiva del regime forfettario, e che quindi se li indico in dichiarazione facilmente, magari anche semplicemente la detrazione per i figli a carico, mi va a zerare completamente l'imposta, ho zero quel punto lì di IRPEF a debito contro i 1.500 che mi chiede il regime forfettario. Ovviamente bisogna vedere se i dati dai quali parto per fare questo conteggio sono realistici nella singola fattispecie, se è vero che non ho altri redditi soggetti ad IRPEF, quindi non ho il problema del cumulo, se è vero che ho 6.000 euro di spese professionali, perché se invece le spese sono tendenzialmente a zero, magari mi va anche bene l'abbattimento forfettario, quindi devo saper fare questo tipo di valutazione. Il fatto che io sia nei primi 3 anni di attività è assolutamente ininfluente, non mi fa nessun regalo da questo punto di vista lo Stato. E il microfono chi ce l'ha? Questo nell'ipotesi che io sia in grado di caricare in fattura l'IVA che poi andrò poi a pagare all'agenzia. Nel senso, io ho un imponibile di 1.000, faccio una fattura del 1.220 più il contributo integrativo, eccetera. Talvolta capita però che alcune istituzioni facciano un lordo percipiente, quindi io sui 1.000 euro dovrò far loro una fattura di 780 di imponibile e così via. Assolutamente. Allora, provo a tradurre per tutti quello che ha spiegato il vostro collega, che è preparatissimo, perché è un affezionato, mi segue da una vita ormai. Allora, c'è un problema che è questo. Voi tendenzialmente fate fatture, se fate attività clinica, attività esente da IVA, non vi ponete neanche il problema dell'addebito dell'IVA in fattura. Ma nel momento in cui andate a fare delle attività che invece non sono esenti da IVA, perché pensiamo a delle docenze, a delle supervisioni, a delle consulenze tecniche, attività che, o comunque nell'ambito della psicologia del lavoro, queste vanno maggiorate dell'IVA. Allora, che cosa succede? Succede che alla fine lo Stato, perché sono gli enti pubblici che fanno questo ragionamento nella maggior parte dei casi, quando vi fa il contratto, fa dei contratti spettacolari nei quali scrive che il compenso è X euro onnicomprensivo. Quindi onnicomprensivo per loro ci sta dentro qualunque cosa, perché siccome loro, poverini, ragionano per capitoli di spesa, hanno stanziato, hanno un determinato budget e quindi non è che
si preoccupano del fatto che voi l'IVA semplicemente con una mano la prendete e con l'altra la dovete restituire allo Stato. Dicono: io ho stanziato 1.000 e in quei 1.000 ci deve stare tutto quello che io devo dare a te. Se tu mi devi fare una fattura con IVA, fai i conti a ritroso, perché devi farci star dentro anche l'IVA, la cassa di previdenza e tutto quello che ci può stare. Allora, il vostro collega dice: ma se io mi passo al regime ordinario e io mi trovo con l'università, la scuola, l'istituzione che mi chiede di fargli la fattura onnicomprensiva, ci rimetto in automatico subito un 22%. È uno dei casi in cui il forfettario conviene. Questo è uno dei casi in cui il forfettario, avendo i requisiti, conviene, perché ci guadagno subito sull'IVA. Perdonate, perché io poi tendo sempre a essere un po' polemica, però l'IVA, giusto per così, per pignoleria, da un punto di vista normativo è a carico del committente la prestazione. Quindi che sia un contratto dove è scritto che è onnicomprensivo e che uno deve farsi i conti a ritroso è la follia, perché lo Stato mi fa la legge e mi dice che è a carico del committente, però poi quando mi paga mi vuole pagare dicendo che è a carico mio. Questo francamente non è che ci sta tanto, però sappiamo che è così, quindi ne prendiamo atto. Almeno ce lo diciamo, però insomma non è che ci va bene e punto e basta, ce lo facciamo andare bene. Facciamo un altro esempio, cioè riproponiamo, tornando ai nostri conteggi, alla fattispecie in cui io non ho 14.000 euro di compensi ma ne ho 6.000, sempre pensando ad un'opzione per il regime ordinario, sempre pensando al fatto che io non abbia ovviamente altri redditi soggetti ad IRPEF che mi vanno in cumulo e pensando che le mie spese professionali, se guadagno 6.000 euro ragionevolmente sono più parco nello spendere, quindi magari saranno 2.000, no? Cercherò di risparmiare da qualche parte perché se no non mi rimane nulla. In questo caso il mio reddito lordo è di 4.000 euro, deduco sempre i miei contributi previdenziali ENPAP. Su 3.000 euro di reddito netto l'IRPEF e le addizionali stimate sono assolutamente pari a 0, quindi capite bene che anche qui se io faccio un confronto, esempio 6 con 6.000 euro di compensi ho 0 euro di tasse a regime ordinario e invece qui ne avevo 566 con il regime forfettario. Capite che, voglio dire, non è che sia poi così conveniente, solo che il problema allora in questo caso io vorrei dire qual è. Con 566 euro pago il commercialista, se non lo pago probabilmente alla fine non importa chi pago, no? Cerco di fare un ragionamento nello spendere meno, allora mi va anche bene il forfettario perché mi consente comunque in un'ottica complessiva di compressione dei costi di dire spendo un pochettino meno, che vadano allo Stato o al commercialista mi è assolutamente ininfluente, quando devo spenderli li devo spendere, d'accordo? Allora, io direi che in maniera un po' così conclusiva potremmo un po' così random fare qualche esempio che abbiamo visto, no? Qualcuno è venuto fuori di quali sono i casi in cui può essere interessante effettivamente il forfettario. Allora innanzitutto vedere se ho i requisiti. Se ho i requisiti quando mi conviene? Di solito mi conviene quando ho altri redditi soggetti ad IRPEF, quindi effettivamente rischio nel reddito professionale pur piccolo di avere un'aliquota IRPEF elevata perché magari si cumula con altri redditi o anche sono sull'aliquota base che è del 23%, però in ogni caso è più alta del 15%, tutte le detrazioni personali le recupero lo stesso sul lavoro dipendente, la pensione o quant'altro e quindi mi va benissimo avere un regime forfettario. Oppure mi va bene il regime forfettario se ho dei redditi da fabbricato, ho degli immobili in affitto, ovviamente sto parlando di immobili in affitto per i quali non c'è la cedolare secca perché sennò non è che abbia molto senso, però in quel caso lì effettivamente ho i requisiti, potrei avere un patrimonio immobiliare enorme, all'amministrazione finanziaria non interessa, questo caso non l'ha pensato, ho i requisiti per il forfettario e quindi pago le imposte ordinarie sui redditi da locazione e invece vado a usufruire di un'aliquota agevolata per il regime forfettario, può andare bene. Oppure faccio attività che normalmente è assoggettata ad IVA, disgraziatamente con istituzioni che non mi pagano l'IVA e quindi siccome ho un 22% che ogni volta che stacco una fattura ci rimetto sul mio compenso perché se è 1.000 compreso IVA e se non devo mettere IVA perché col forfettario non devo mettere l'IVA è 1.000 di compenso,
capite bene che anche in questo caso è sicuramente interessante il forfettario. Sulla questione IVA, tra l'altro, il problema potenzialmente può solo peggiorare, visto che parlano di ulteriore aumento delle aliquote. Quindi voglio dire, da questo punto di vista, il fatto di poter fare un'attività e delle fatture in esclusione da IVA, anche nel caso in cui magari l'attività normalmente è un'attività che vorrebbe l'assoggettamento dell'IVA, ma non la metto perché sono in regime forfettario, potrebbe avere anche questo il suo vantaggio. Un altro caso che mi viene in mente potrebbe essere quello di che non è che mi viene in mente, è un caso di una vostra collega che io gli ho detto ha vinto al lotto, perché è venuta a chiedermi cosa ne pensavo, e ha una borsa di studio esentasse, non soggetta ad IRPEF, quindi superiore ai 20.000 euro, e quindi di fatto finché ha quella borsa di studio comunque non ha il requisito, cioè ha comunque il requisito per il regime forfettario, perché non è un reddito di quelli che vanno in dichiarazione, e quindi gli va benissimo stare nel forfettario, può aderirvici. Però capite bene che stiamo parlando di tutti i casi un po' particolari, no? Non è la generalità. La generalità è questa, degli esempi un pochettino che abbiamo visto, quindi poi ognuno dovrà fare un po' i suoi conti di volta in volta, per vedere cosa gli conviene fare, ricordandosi, questo ve lo dico perché non vorrei che poi passasse il messaggio che voglio dissuadervi da stare nel forfettario, perché lungi da me, ricordandovi piuttosto che se fate un'opzione per il regime ordinario, quell'opzione vi vincola per un triennio, quindi fate attenzione. Bene, allora abbiamo detto, i minimi sapevano già che cosa dovevano fare, non è cambiato niente per loro, con l'ordine, lo dico anche perché questa domanda mi è stata fatta da più parti e c'è stato un po' di timore su questo, sono già approvate anche per quest'anno, poi arrivo, le attività che facevamo gli anni scorsi, quindi per affiancare nella chiusura della contabilità dell'anno scorso, per la dichiarazione dei redditi, quindi insomma ragionevolmente queste cose fino a che diciamo ci sarà una platea sufficientemente ampia di sopravvissuti del regime dei contribuenti minimi, le continueremo a fare, quindi lì nulla cambia, vorrei dire che le regole e il modus operandi che potete seguire è assolutamente lo stesso. Per i forfettari abbiamo detto, quando sapete fare le fatture potete arrivare tranquillamente alla dichiarazione dei redditi e altri problemi non ne avete. Chi passa al regime ordinario deve invece necessariamente farsi carico di tutta una serie di problematiche e di criticità che insomma effettivamente è giusto un pochettino ponderare. Quindi oggi io, al di là del fatto che non vi posso spiegare come funziona un regime ordinario, nel senso che è ovvio che per quello che dicevamo anche prima, quando uno ha un regime ordinario deve comunque avere una supervisione di un consulente che gli dà una mano o al quale delega totalmente, oppure al quale magari col quale condivide una gestione per magari cercare anche di alleggerire i costi stessi del consulente, però comunque ha bisogno in qualche modo di essere guidato e accompagnato passo passo. Però mi pare interessante guardare insieme alcuni aspetti che di solito sono quelli che creano più criticità, più dubbi, più errori anche tante volte, confusione, quindi magari stasera parliamo anche di questo. C'è un vostro collega che voleva fare una domanda, che ha il microfono gentilmente. No, ma non la sentono nella diretta streaming, è questo il problema. La mia è solamente una considerazione. La scelta che fa un professionista se aderire al nuovo forfettario o all'ordinario è sulle spese che lui prevede di avere. Sicuramente Capisco. sì, perché potrebbe essere che ha pochissime spese e quindi tutto sommato gli va anche bene quell'abbattimento forfettario, magari è addirittura eccedente rispetto a quella che è la sua spesa ordinaria. Oppure dice no, ma io mi pago la scuola di specializzazione, mi pago l'affitto, mi pago Gli spostamenti. gli spostamenti, supero abbondantemente, mi conviene andare al regime ordinario perché tendenzialmente avrò un reddito molto molto basso. Però nel momento in cui sceglie l'ordinario è vincolato per 3 3 anni. Ok, grazie. Allora, vi dicevo, secondo me sono 3 gli aspetti. Ah, prego. Scusi, vorrei tornare un attimo indietro al discorso che faceva prima rispetto al regime dei minimi.
penso una partita IVA aperta a fine 2014 con un contratto, diciamo, con una scuola che firmato a dicembre 2014 verrà pagato a aprile-maggio 2015. Mi chiedevo se in quel caso era valido appunto il regime dei minimi aperto nel 2014 o, non essendoci stato altro compenso, altra fattura emessa, automaticamente si dovesse passare al regime forfettario. Allora, io questo non glielo so dire con certezza, nel senso che non è scritto da nessuna parte che non vale il regime dei minimi in un caso come questo. Il problema è che io mi pongo il dubbio, e le assicuro che è un dubbio che stanno ponendo in molti, ma anche perché chi è del mestiere sa come si muove l'Agenzia delle Entrate nei controlli. Sulle partite IVA agevolate anche in passato ha fatto controlli in fase di inizio attività, quindi non sarebbe assolutamente strano. Bisogna capire se l'Agenzia delle Entrate dirà beh vabbè, ma se hai un contratto firmato dove risulta che semplicemente non ti hanno pagato perché l'accordo era che ti pagassero dopo, però alla fine avevi iniziato l'attività perché nel contratto risulta non solo che l'hai firmato a dicembre, ma anche che l'attività era iniziata a dicembre, perché c'è anche questo secondo me da valutare. Allora può star bene, oppure dicono no, bisogna che ci sia l'incasso di un compenso, se no l'attività non si dà per iniziata, ecco. In un momento così di passaggio da un regime all'altro, io francamente non mi sento di garantirle che per l'Agenzia delle Entrate va bene. Meglio avere un contratto che non avere nulla sicuramente, perché non avere nulla lo riterrei molto molto rischioso, però che sia una situazione, una condizione sufficiente. Questo lo potremo solo vedere vedendo come si muove l'Agenzia delle Entrate. Purtroppo. Allora, dicevo, prego. Posso chiedere una Sì. cosa? Io sono arrivata dopo, quindi se l'avete già detta la chiederò poi alla fine. E volevo capire per chi invece ha aperto una partita IVA prima del 2015 e aveva il regime dei minimi. Sì. Questo può essere mantenuto fino alla scadenza dei 35? Fino alla naturale scadenza, sì sì. Ok, alle condizioni vecchie, Alle non condizioni nuove. condizioni vecchie. Ok, grazie. Niente. Prego. Cosa fa? Lei mi fa tutti i casi di scuola? No, c'è proprio... Vuole mettermi alla prova? No, in particolare sullo stesso di prima, nel senso che mi rendo conto che probabilmente per un pelo entrerei nel forfettario. Ho già fatto e mi hanno già pagato una fattura con ritenuta d'acconto. Che non ci andava messa. Che non andava messa. Non è un grosso problema, nel senso che comunque l'Agenzia delle Entrate ha detto che il comportamento concludente del regime forfettario si ha nel momento in cui uno liquida le imposte in maniera corretta, insomma, come contribuente forfettario. Quindi si può sempre disfare quello che si è fatto. In questo caso è necessario però fare una nota di accredito della fattura precedente e riemetterla con il regime nuovo. Quindi loro, ovviamente, chi l'ha pagata recupererà la ritenuta nel modello 770, le darà la differenza sul compenso lordo, perché comunque lei lo avanza. A parte il fatto che vorrei dire che se lei lo fa velocemente è ancora in tempo, perché la ritenuta di un compenso necessariamente pagato a gennaio va in scadenza il 16 di febbraio, quindi non l'hanno ancora versata. Quindi forse si mette semplicemente d'accordo di sostituire la fattura e la fate più semplice. Conviene farlo, insomma. Ah sì, assolutamente. Bene, possiamo andare avanti o ci sono altre domande? Boh. Allora, dicevo, i tre comparti normativi sui quali secondo me è importante fare un po' un ragionamento quando si passa a regime ordinario sono IVA, studi di settore e IRAP. Poi insomma ce ne sarebbero tanti altri, però insomma questi secondo me è bene anche, io vorrei dire per cultura generale, avere anche una propria infarinatura come contribuenti sugli aspetti critici di queste imposte. Perché? Perché il consulente magari vi consiglierà anche senz'altro bene, però almeno capire perché fa determinate scelte, oppure se magari chiedere determinate iniziative magari al consulente, forse delle volte è anche opportuno. Quindi se voi capite alcuni meccanismi importanti, forse siete anche in grado di verificare di essere seguiti in modo corretto.
da parte dei colleghi. IVA. Allora, sul fronte IVA ovviamente, qua insomma io l'ho messo un po' così tanto per fare una carrellata su quelle che possono essere i regimi di esenzione IVA, perché comunque la vostra attività tipicamente è un'attività quando è clinica che è in esenzione IVA, allora ricordiamoci quando viene applicata l'IVA per le prestazioni sanitarie. Allora, sicuramente in tutti i casi in cui la prestazione è una prestazione che ha finalità di cura o anche di prevenzione in ambito sanitario, attenzione perché su questo spesso c'è confusione. Gli interventi di prevenzione che vengono fatti per esempio a livello scolastico, nelle scuole, nelle classi, sono esenti da IVA. Non vanno assoggettati ad IVA. Non è perché li chiamiamo, perché tante volte c'è un po' l'equivoco di considerarli dei corsi di formazione, no? Si parla di corso e si perde un po' la natura della prestazione, che di fatto è una prestazione invece di prevenzione in ambito sanitario. Se voi fate degli interventi nelle classi, che sono interventi per la prevenzione del bullismo, dell'abuso di sostanze, corsi di educazione sessuale, sono tutti interventi che hanno una tutela di salute, una finalità di tutela della salute pubblica e quindi godono dell'esenzione IVA, d'accordo? Anche gli interventi di gruppo che possono essere fatti a pazienti per il sostegno, il benessere psicofisico, il sostegno alla genitorialità, anche questi sono interventi di prevenzione e sono esenti da IVA. Non è che bisogna trovarsi a tu per tu col paziente perché la prestazione sia una prestazione che ha carattere clinico-sanitario, può essere anche un incontro di gruppo e comunque rimane esente. Perché sia esente però in quanto sanitaria, la prestazione deve essere fatta a contatto diretto con l'utente. Cosa vuol dire questo? Vuol dire, questo lo preciso perché tante volte si fa un po' di confusione, per esempio, sugli interventi magari fatti nelle scuole, ma dove non c'è un contatto nelle classi, ma semplicemente una sorta di consulenza che viene data al corpo insegnante. Quindi di fatto, oppure la prestazione si sdoppia, no? C'è l'intervento nella classe e la restituzione al corpo docente. La restituzione al corpo docente non è una prestazione sanitaria, manca il contatto diretto in questo caso con l'utenza e quindi se il compenso deve essere necessariamente diviso, perché nel contratto magari è diviso tot per l'intervento nella classe, tot per la consulenza agli insegnanti, vi trovate a dover applicare l'IVA nell'attività di consulenza agli insegnanti. È ovvio che se la restituzione agli insegnanti la vogliamo considerare solo la parte finale invece di un progetto più ampio dove prevalentemente avete fatto attività nelle classi, io dico state solo attenti a cosa è scritto nel contratto, la restituzione la fate gratis e addebitate tutto quanto come attività all'interno delle classi. Si tratta anche un attimino di gestire il contratto in maniera tale da semplificarsi un po' la vita. Proprio perché poi la scuola, come succede al vostro collega, non vi dà l'IVA in più tra l'altro, quindi oltretutto vi tocca anche sganciarla di tasca vostra. Grazie dottoressa, mi scusi ma ci manca la velina stasera. Una domanda banale, ma nel caso in cui si fa un intervento nelle scuole per la prevenzione del disagio nei docenti? Sì, è sempre di carattere sanitario, certo. Perché nelle scuole i docenti, quei ragazzi che ci sono in giro adesso effettivamente hanno bisogno di aiuto. L'esenzione, attenzione perché c'è in ogni caso anche se il pagamento non avviene direttamente da parte dell'utente. Anche qui qualcuno mi dice ogni tanto ma mi paga la cooperativa, mi paga l'associazione, mi paga la scuola, mi paga il poliambulatorio, quindi devo mettere IVA. No, non c'entra niente, è il tipo di attività che è un'attività sanitaria e che fa sì che la prestazione sia esente, non c'entra niente chi paga il compenso, è assolutamente ininfluente. Tutt'al più chi paga il compenso è un sostituto d'imposta e quindi dovrà operare la ritenuta da conto, niente di più però. Poi esenzione IVA anche per la formazione a dipendenti pubblici se è l'ente pubblico a pagare il compenso, quindi anche questa è una normativa che non è tanto conosciuta e io spesse volte vedo fatture fatte a USL, scuole e via dicendo, dove si è fatta formazione ad operatori e dove viene applicata l'IVA.
No, guardate che la normativa di esenzione c'è per questo tipo di prestazione, quindi sfruttatela per lo stesso motivo che abbiamo detto poc'anzi, perché parliamo di un ente pubblico che ragiona per capitoli di spesa, che l'IVA non ve la dà in più e quindi ce la rimettete sul vostro compenso. Se potete sfruttare l'esenzione va tutta a vostro vantaggio e basta. Il riferimento normativo ve l'ho indicato perché appunto non è sempre conosciuto e quindi qualche volta sfugge. IVA invece, quindi prestazione necessariamente assoggettata ad IVA sulle consulenze tecniche di parte o d'ufficio, per chi lavora fondamentalmente con i tribunali, e sulle supervisioni, perché anche qui guardate che la supervisione, un po' per lo stesso ragionamento che facevamo prima per la consulenza agli insegnanti, è sì un'attività che in fine ultimo è finalizzata a dare un aiuto all'utente, ma l'utente non lo vedete voi, c'è il filtro del collega in mezzo e quindi comunque è un'attività che viene considerata di tipo una consulenza tecnica e non invece una prestazione sanitaria e quindi va assoggettata ad IVA. Ci sono poi milioni di fattispecie dubbie che vanno sicuramente verificate caso per caso, un po' magari facendo riferimento anche a prassi ministeriale laddove la prassi ministeriale c'è, ma ricordiamoci soprattutto che l'IVA è un'imposta comunitaria e quindi noi, più che forse guardare che cosa dice lo Stato italiano, che poi delle volte prende delle cantonate, si prende anche le infrazioni a livello comunitario, dobbiamo guardare che cosa dice la Corte di Giustizia europea. E la Corte di Giustizia europea dà delle indicazioni abbastanza precise di solito sulle esenzioni IVA, dicendo comunque che la normativa sulle esenzioni deve essere interpretata in via restrittiva, quindi tutto quello che non è espressamente previsto per legge che sia esente deve essere assoggettato ad IVA. Però diciamo che poi sicuramente nella vostra professione, molto più che in altre, è importante delle volte fare anche una valutazione caso per caso e sarà anche vero che di fronte a fattispecie analoghe troverete anche consulenti che vi possono dare un parere diverso, proprio perché si tratta di interpretare una norma in modo più o meno restrittivo. Questo ve lo dico un po' così, con un po' di tristezza, di amarezza, mettiamolo in questi termini, con una speranza sul fatto che poi non passi, però di questi tempi la vedo dura. Però insomma forse è importante sapere che se le cose continuano come stanno continuando, l'anno prossimo l'IVA ordinaria passa al 24%, dal 1 gennaio 2017 al 25% e c'è un quarto praticamente del costo, e al 25,5% dal 1 gennaio 2018, salvo che non trovino delle risorse non so dove, non so come, o comunque non ci siano dei risparmi di spesa consistenti che consentano di tornare indietro su queste decisioni. Anche in passato ci avevano detto così quando siamo passati prima al 21 e poi al 22, però siamo al 22, quindi insomma non è che... L'aliquota IVA ridotta invece del 10% che non era mai stata toccata, anche qui si prevede eventualmente un aumento al 12% il prossimo anno e al 13% quello successivo, quindi insomma io ve lo dico non tanto per felicitarvi la serata, perché vi assicuro che non è nelle mie intenzioni, però obiettivamente è una cosa che secondo me va tenuta a mente e presente, perché potrebbe andare a creare molto banalmente un aumento significativo dei costi che uno sostiene. Nella vostra attività avere un incremento dell'aliquota IVA sulle spese professionali è una grande fregatura, soprattutto per chi fa solo attività esente, perché l'IVA non la detrae, l'IVA è un costo, quindi vuol dire che il costo diventa automaticamente più alto, lo potrò dedurre come costo ma non lo detraggo come IVA, l'IVA che ho speso l'ho spesa, punto e basta, nessuno me la restituisce. Allora, a questo proposito mi pare importante farvi una segnalazione di una normativa che non è nuova, ma che, perché ormai è in vigore dal giugno del 2012, ma che mi rendo conto è ancora molto poco conosciuta. E quindi ve la segnalo, perché se c'è qualcuno che si trova in questa situazione, alzi le orecchie e valuti se può fare un qualche tipo di cambiamento alla sua situazione attuale. Guardate che è stata invertita totalmente la normativa IVA sulle locazioni degli immobili strumentali. Cosa voglio dire? Fino al giugno del 2012, se uno locava un immobile
come studio professionale, necessariamente quell'immobile, quella locazione era assoggettata ad IVA, ovviamente sempre ammesso che chi mi affitta lo studio sia un soggetto titolare di partita IVA, una società, un'agenzia immobiliare, cioè se è un privato cittadino ovviamente non mi applica l'IVA, va bene? La normativa è stata totalmente invertita appunto a giugno del 2012, quindi di fatto il regime naturale della locazione degli studi è un regime di esenzione, quindi io posso affittare lo studio in esenzione IVA, salvo che invece il locatore non voglia optare per l'imponibilità. Allora è vero che non è una vostra scelta, è una scelta del padrone di casa, mettiamola così, va bene? Però è anche vero che intanto se devo orientarmi nella ricerca di uno studio in affitto, magari ne tengo conto di questa cosa, vado dove mi fanno l'affitto in esenzione, perché se oggi spendo un 22%, fra 2 anni un 24%, fra 3 un 25% e in più forse quei soldi lì mi stanno meglio in tasca mia, d'accordo? Quindi visto che ci sono pieno di immobili ormai vuoti, forse vale la pena fare una ricerca di mercato mirata sapendo che vado a cercare chi mi fa un canone di affitto esente, visto che può farmelo perché per legge può farmelo. Quindi questo ve l'ho messa come nota perché chi ha già dei contratti in essere valuti se può eventualmente chiedere un cambiamento del regime IVA della sua locazione, chi dovesse fare una scelta diversa o comunque andare ad affittare uno studio in futuro tenga conto di questa normativa che mi sembra assolutamente importante, ci consente di risparmiare subito, abbiamo visto, 1/4 del costo, che non è poco su un canone di affitto. Studi di settore. Allora, anche qua io ho fatto solo una slide molto sintetica, però questa è più che altro proprio per alleggerire questa questione di studi di settore, perché sento il report che ho da voi, dai vostri colleghi che mi contattano, la preoccupazione prima, quando uno passa al regime ordinario, è lo studio di settore. Mi hanno detto che dovrò dichiarare almeno un certo reddito per forza, anche se non l'ho guadagnato, e quindi dovrò pagare le imposte su quel reddito. No, scusate. Allora, non è proprio così. Diciamo che uno, se vuole, può anche fare questo tipo di scelta, la farebbe contro il mio parere professionale, per l'amor del cielo, però la potrebbe anche fare. Però dobbiamo capire che cos'è questo studio di settore, perché sennò vengono fuori le chiacchiere da bar e uno si spaventa semplicemente perché non conosce e non capisce come funzionano questi meccanismi. Allora, che cosa sono intanto gli studi di settore? Gli studi di settore sono un metodo di controllo e successivamente, in caso eventuale, di accertamento del reddito basato su stime statistiche. Cosa vuol dire? Vuol dire che esiste un software dell'Agenzia delle Entrate che si chiama Gerico, che mi chiede anno per anno di compilare un modello che va allegato alla dichiarazione dei redditi, dove io devo indicare tutta una serie di elementi che riguardano la mia attività professionale, quindi contabili, extracontabili, di anzianità professionale, di età anagrafica, di tempo che dedico alla mia professione, cioè mi chiedono di compilare tutta questa bella pappardella e c'è un cervellone fantastico appunto che si chiama Gerico che con un click, quando io ho finito di compilare, mi dice se sono congruo, non congruo, coerente, non coerente, economicamente normale o economicamente non normale, cioè con dei parametri che si è inventato l'Agenzia delle Entrate, mi dice se io rientro o no negli studi di settore, se sono a posto con quegli indici che il software mi calcola. Allora io dico, sono congruo? Benissimo. Sono coerente? Benissimo. Sono economicamente normale? Benissimo. Ma se non lo sono, va benissimo lo stesso, attenzione. Non esiste un sistema di accertamento automatizzato da studi di settore, quindi se io ho un indice che non è a posto, uno, tutti o 2 su 3, cosa può succedere? Può succedere che l'Agenzia delle Entrate mi chiami e mi dice: caro dottore, cara dottoressa, come mai tu hai un'attività che esce dalle logiche, dalla media del settore della tua categoria professionale, perché lo studio di settore è fatto per ogni categoria professionale, quindi quello dello psicologo è diverso da quello del medico, da quello dell'avvocato, del commercialista e via dicendo. E io andrò a cercare di spiegargli che
quello ho guadagnato, quello ho dichiarato, su quello ho pagato le imposte e non intendo assolutamente pagare le imposte su qualcosa che non ho guadagnato solo perché non entro nella media del settore, è chiaro. Allora, è vero che la normativa mi dà la possibilità di adeguarmi allo studio di settore, il che significa che io compilo il modello, vedo che non sono congruo e allora dico all'Agenzia delle Entrate, va bene, non ti preoccupare, non sono congruo, volevi che dichiarassi, dico una fesseria, 5.000 euro in più, li dichiaro anche se non li ho presi e su quelli pago le imposte, così tu non mi fai un controllo da studi di settore. Verissimo, però guardate che non è che esiste solo lo studio di settore in questo sistema di controlli, ne esistono milioni di altri, molto più pericolosi dello studio di settore, e lo studio di settore è solo l'unico che forse voi in qualche modo conoscete o di cui sentite parlare, perché è quello che in qualche modo richiede la vostra cooperazione quando viene fatta la dichiarazione dei redditi, quindi avete contezza del fatto che esiste, ma esistono anche tutti gli altri, d'accordo? Allora, il mio suggerimento è: quando devo fare lo studio di settore lo compilo bene, sto attento alle istruzioni, ovviamente mi faccio aiutare dal mio consulente che in teoria dovrebbe almeno per tutte le parti tecniche aiutarmi e far lui la compilazione, e casomai valuto con lui anche di poter gestire un eventuale risultato di non congruità allo studio di settore. Se io chiudo lo studio di settore con una situazione di non congruità, benissimo che dico mi sta bene così, manda e non mi adeguo, però magari faccio una valutazione con il mio consulente che può valer la pena fare un'annotazione telematica. Questo è possibile, il professionista che invia la dichiarazione può fare un'annotazione telematica nello studio in cui attesta le ragioni della non congruità. Quindi può scrivere: faccio degli esempi, il contribuente nell'anno 2014 non era in una situazione di normalità economica e quindi non poteva stare nella media del settore perché ha avuto un figlio, va bene? E quindi si è astenuto dall'attività lavorativa per X mesi. Oppure è stato poco bene, certificati medici alla mano, me li tengo nel fascicolo. Oppure il contribuente l'anno scorso aveva il regime dei contribuenti minimi. È finito il regime dei contribuenti minimi. Nel regime dei contribuenti minimi non doveva applicare lo studio di settore perché, attenzione, nel regime dei contribuenti minimi non si applica lo studio di settore perché la legge dice che cosa? Che i contribuenti minimi con quelle caratteristiche di attività che hanno, di reddito, di compensi, di struttura dell'attività, non possono avere una situazione fotografata a livello di media del settore. Risulta in una situazione di marginalità economica che lo studio di settore non è in grado di fotografare in modo puntuale e quindi sono esclusi per legge dallo studio di settore. Allora, se sono passati 5 anni, non sono più un contribuente minimo, ma le caratteristiche della mia attività sono esattamente le stesse dell'anno precedente che avevo il regime dei contribuenti minimi, che mi escludeva per legge dallo studio di settore. Io faccio un'annotazione fosforescente nel mio studio di settore non congruo, spiegando che se non era applicabile l'anno scorso, non è applicabile neanche quest'anno. Lo compilo perché per legge devo farlo, però guarda che se non sono congruo non è una tragedia, d'accordo? Quindi questo per dirvi che spassionatamente io sconsiglio a chiunque di adeguarsi allo studio di settore e qui lo dico e qui lo confermo perché un adeguamento allo studio di settore puzza molto da autodenuncia. È come dire: io pago le imposte e sono disposto a pagare questo balzello in più perché così mi lasciate in pace, così dopo mi fanno il controllo del redditometro, quello bancario, quello contabile, quello fuori dalla porta dello studio. Non è che sono al riparo da tutto il resto, anzi quasi quasi forse gli viene in mente di vedere come mai ho avuto così fretta di lasciarli fuori dalla porta, d'accordo? Quindi non si fanno adeguamenti con leggerezza.
non è che l'adeguamento ci metta al riparo da qualunque tipo di controllo, se sono non congruo dormo sereno lo stesso, semplicemente cerco di fare in modo di gestire la compilazione dello studio di settore in modo puntuale e anche magari con un'assistenza un po' mirata del consulente che magari mi dà una mano a individuare le eventuali cause di non congruità che possono essere attestate nello studio di settore prima di mandarlo via. Bene, IRAP. Anche qua, io mi auguro che qua non ci sia nessuno ancora che paga l'IRAP. Allora, siccome ogni tanto mi capita ancora di trovare qualcuno. L'IRAP che cos'è? È un'imposta diretta che si aggiunge all'IRPEF e alle addizionali. IRAP sta per imposta regionale sulle attività produttive, che ha un'aliquota attualmente del 3,9%, qualche tempo fa era al 4,5%. L'anno scorso ci hanno detto che sarebbe passata al 3,5%, poi ci hanno detto scherzavamo, no? Teniamola al 3,9% e quindi è al 3,9%, va bene? Attenzione perché ha un presupposto impositivo importante. Allora, intanto per legge minimi e forfettari sono esclusi dall'IRAP. Sono esclusi perché non hanno il presupposto impositivo che la normativa prevede, che poi invece va valutato in tutti gli altri casi per chi eventualmente ha un regime ordinario. Il presupposto impositivo è la sussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione, che vuol dire che deve esistere un insieme organizzato di mezzi e persone atte a dare plusvalore all'attività professionale. Allora è ovvio che uno studio di uno psicologo monoprofessionale, che non ha dipendenti, che ha beni strumentali minimi, non ha alle spalle una struttura organizzata che possa in qualche modo determinare il presupposto impositivo per l'IRAP. Quindi lo psicologo che si trova in questa situazione, che vorrei dire il 99,9% degli psicologi italiani non hanno dipendenti e non hanno un valore dei beni strumentali significativo, l'IRAP non lo devono pagare. Non lo devono pagare vuol dire che non devono fare la dichiarazione IRAP, non la devono compilare né trasmettere né fare il versamento dell'imposta. Guardate che questa è una cosa sulla quale si è discusso in realtà da una vita, perché è dal 2000 che ci sono contenziosi sull'IRAP proprio per capire se i professionisti devono pagarli o non pagarli e via dicendo, ma ormai è assolutamente acclarato da fior di sentenze della Cassazione a sezioni unite ormai del 2008, quindi sono giurisprudenza importantissima perché è Cassazione a sezioni unite, quindi vincolante, è come fosse legge, e consolidata, ormai è datata, è vecchia. D'accordo? Quindi andate tranquilli, l'IRAP, a meno che non abbiate uno studio con collaboratori, dipendenti su 3 piani, allora per carità facciamo una valutazione ad personam e paghiamo l'IRAP, ma negli altri casi sicuramente no. Allora, ecco qua, questo è un aspetto che vi avevo anticipato prima, la Q, mamma mia, hanno una fantasia, Q sta per certificazione unica. Certificazione unica dei compensi pagati a terzi. Questo è un adempimento nuovo che va in vigore subito già quest'anno per i compensi pagati nel corso del 2014. Diciamo che sostituisce il CUD dei lavoratori dipendenti e la certificazione dei compensi pagati ai liberi professionisti, ai soggetti che normalmente sono assoggettati a ritenuta d'acconto alla fonte e che poteva essere fatta fino all'anno scorso in forma libera, quindi senza nessun tipo di rigidità. La Q deve essere consegnata ai terzi entro il 28 febbraio. Su questo niente di nuovo, anche gli anni scorsi era così, il Q della certificazione andrebbe consegnato entro il 28 febbraio. Però tutti quanti voi avrete avuto esperienza in passato di certificazioni che vi arrivavano nei momenti più disparati dell'anno, diciamo bene che vada ad aprile, maggio, giugno, luglio, qualcuno addirittura a settembre, prima di trasmettere la dichiarazione, si ricordava che c'era un sostituto d'imposta che non gli aveva mandato la certificazione. Perché? Perché la scadenza è il 28 febbraio, ma è un termine ordinatorio, non soggetto a sanzione, quindi insomma tutti l'hanno gestita un po' così, sempre, senza più di tanto preoccuparsi di rispettare in modo rigido quel termine. Si diceva tanto serve per la dichiarazione e quindi si mandava via con un po' più di calma. Guardate che non si riesce più a fare sta cosa qua, bisogna mandarla entro il 28 febbraio, o meglio, quello che è importante non perdersi per strada
è l'invio telematico, che questo è un adempimento nuovo che prima non c'era, all'Agenzia delle Entrate, che si può fare o tramite un intermediario o direttamente tramite il fisco online, delle Q che vengono consegnate ai vari percipienti. Quindi devo consegnarla cartacea, per mail, in formato elettronico, come voglio, al percipiente. Ma entro il 9 marzo, la scadenza sarebbe il 7, ma Dio ha voluto che fosse un sabato e quindi guadagniamo 2 giorni, arriviamo al 9, si deve mandare la Q all'Agenzia delle Entrate. Allora, sta cosa qui ha mandato in bestia tutti i commercialisti, perché ovviamente è un po' difficoltoso gestire con le scadenze che ci sono a febbraio di comunicazioni IVA, dichiarazioni IVA, bilanci da chiudere, anche la Q era francamente un pochettino in più. Ci sono clienti che magari devono ancora consegnare i documenti del 2014, succedono anche queste cose, quindi effettivamente è un po' dura. Però guardate che l'Agenzia delle Entrate non ha mostrato nessun tipo di apertura né su proroghe, né sulla possibilità di dire, beh, amen, tanto quando io non rispetto una scadenza tributaria di solito posso ricorrere al ravvedimento operoso, cioè ci penso dopo, pago una piccola sanzione ma mi metto a posto lo stesso, e invece oggi a Telefisco l'Agenzia delle Entrate ha detto no proroga, no ravvedimento operoso. Quindi ogni Q che non viene inviata sono 100 euro di sanzione. Non è che sia esattamente uno scherzo. E se volete capire le ragioni di questa rigidità, sono molto semplici. Quest'anno debutta la dichiarazione precompilata e quindi le Q che vengono trasmesse telematicamente vanno ad alimentare i modelli 730 precompilati che ogni lavoratore dipendente, pensionato e via dicendo potrà inviare quest'anno semplicemente inserendo poi gli oneri e via dicendo. Esperimento che parte quest'anno e che vedremo se ha vita lunga o meno, però sta di fatto che siccome il modello 730 ha una scadenza tutto sommato molto vicina poi, no, a quella del 9 marzo che è la scadenza per l'invio della Q, hanno detto non ci sono i tempi per consentire un ravvedimento operoso né per pensare ad una proroga e quindi di fatto sarà così, quindi è bene che ognuno faccia una valutazione. Chi ha un consulente che gli segue questa pratica ovviamente saranno problemi del consulente, basta che voi siate sicuri di aver consegnato tutti i documenti che dovevate consegnare, le fatture pagate a professionisti, eventualmente anche a contribuenti minimi, perché anche se non hanno ritenuta d'acconto vanno certificate lo stesso, al contribuente minimo deve essere fatta la Q, anche se non c'è ritenuta. E quindi attenzione a non farsi scappare la scadenza, perché qua 100 euro a Q vuol dire 100 euro per ogni percipiente, non è che c'è qualcuno che così in maniera un po' cattiva ha detto beh per forza ormai le tasse le hanno portate a 1000, adesso cosa possono fare? Cercano di far cassetto con le sanzioni, però insomma diciamo che il dubbio è legittimo, Quindi attenzione, perché se lo dovete fare direttamente, perché magari siete contribuenti minimi e avete sempre gestito da soli la vostra dichiarazione dei redditi, lo potrete fare, non oggi, perché non c'è il software di compilazione sul sito dell'agenzia. Al momento sul sito dell'agenzia trovate le istruzioni e il modello e basta. Però il software sarà disponibile per forza di cose nel mese di febbraio e lo potrete trasmettere telematicamente tramite il fisco online, però dovete avere le credenziali. Quindi la cosa prima da fare per chi non ha un consulente è verificare se trova ancora le credenziali del fisco online dell'anno scorso, se funzionano ancora o se non le ha mai chieste perché utilizzava il software solo per la compilazione e poi presentava l'unico in agenzia, chiederle di corsa perché devono arrivare per tempo. Ok? Dopodiché ci sarà comunque 7,70 da fare, non è che quello ce lo tolgono, quindi quello in più. Fatture alla pubblica amministrazione. Allora anche questo ne parliamo perché è un problema. Prego. Il microfono perché così vediamo di condividere.
in cui diciamo ci fossero dei ritardi appunto di trasmissione o altro, se abbiamo un commercialista, queste sanzioni le dovremmo pagare noi il commercialista? No, Nel allora, senso- se l'errore è imputabile al commercialista, nel senso che voi avete consegnato tutto per Ok, bene e lui sì. si è addormentato, è colpa Ah. sua, è una responsabilità professionale, quindi Ok. risponde lui, se è una Sì, persona l'importante corretta. è dimostrare e che si noi le au- abbiamo trasmesse, quindi Esatto. attraverso mail o cose di questo tipo, Oddio, non consegna a mano del documento. Oddio, sì, adesso se io mi metto nei panni di un cliente che deve preoccuparsi di dimostrare di aver dato al commercialista perché se no non risponde, dov'è il rapporto fiduciario? No, questo è, sì, questa è la questione. No. E una seconda domanda che ho, molto spesso capita appunto che arrivano in ritardo questi documenti. Quest'anno non potranno arrivare in ritardo. Non potranno? No, perché se no, cioè, oddio, se arrivano in ritardo Perché ci anche sarà se questo problema. sollecitiamo ipotesi e l'ente comunque Normal- non le invia. Diciamo che normalmente non dovrebbero più arrivare in ritardo, o comunque il problema dovrebbe essere molto più contenuto rispetto al passato, proprio perché c'è questo problema Sanno della che c'è sanzione. questa cosa. Esatto. Perfetto, grazie. Niente. Allora, fatture alla pubblica amministrazione. Dunque, io ho pensato che poteva essere un'occasione buona questa per affrontare anche questo argomento, perché in realtà devo dire la verità che tantissimi quesiti mi sono arrivati in questi ultimi mesi all'ordine durante l'orario di consulenza e la maggior parte delle volte erano vostri colleghi o disperati o arrabbiati o comunque insomma con sentimenti sempre negativi sul fatto di dover fare questo ulteriore nuovo adempimento. Allora purtroppo non è una cosa che dipende da nessuno di noi, è una cosa che riguarda tutti i fornitori delle pubbliche amministrazioni, quindi gli psicologi come quelli che vendono l'acqua, per capirci, gli enti che fanno riferimento a ministeri, enti di previdenza nazionale e che dal 4 giugno dell'anno scorso sono obbligati a fare la fattura in formato elettronico. Questo adempimento andrà a regime al 31 marzo di quest'anno per tutti gli altri enti pubblici, quindi adesso è solo per alcuni comparti. Diciamo che notoriamente quest'anno il problema c'è stato per chi lavorava per le scuole, per chi lavorava per le carceri, i tribunali, bene o male, o gli enti di previdenza, ma dal 2015 va a regime su tutte le pubbliche amministrazioni. Chiunque si deve far pagare una fattura da un ente pubblico deve farla avere in formato elettronico, che non vuol dire la faccio un PDF e la mando con una PEC, è una cosa molto più complicata. Bisogna avere una firma digitale, un lettore di firma digitale, una piattaforma software che consenta di fare la fattura, trasmetterla telematicamente secondo il modello di interscambio e conservarla con l'archiviazione sostitutiva. Ok? Allora, questo per dire che cosa? Che chi vuole, chi si sente di affrontare la procedura perché magari comunque ha anche delle competenze, delle conoscenze di natura informatica che gli consentano di fare questo tipo di sforzo, ben venga, trova tutte le informazioni sul sito www.fatturapa.gov.it, c'è la casistica a seconda del tipo di utente e spiegano come la procedura deve essere seguita e poi attraverso quel sito si può anche arrangiarsi in tutta autonomia. Ovviamente non vuol dire senza costi, perché il software per l'archiviazione sostitutiva devo comprarlo, la firma digitale devo pagarla, ogni 3 anni devo rinnovarla, quindi i costi ci sono comunque. L'alternativa è di pagare lo stesso, però magari di sfruttare un intermediario. Un intermediario può voler dire il mio commercialista, se ho un commercialista che mi dà questo servizio, un ente certificatore dove compro il servizio, la convenzione che l'ENPAP ha proposto agli iscritti con un ente certificatore che fa una tariffa speciale per gli psicologi, cioè mi devo appoggiare a qualcuno che mi dia un aiuto al quale delego alla fine l'adempimento. Ovvio che ha un costo, però d'altro canto come tutti i nuovi adempimenti bisogna in qualche modo organizzarsi e strutturarsi. Una cosa, volevo dirvi una novità, allora ne approfitto per dare una novità in tempo reale. Stiamo parlando con 2 software house
che mi hanno fatto sapere che hanno realizzato dei software specifici per la fatturazione alla pubblica amministrazione, dovrebbero essere in grado di implementarli prima della data di. Una devo vederla tra 2 giorni, devo vedere la beta del software, quindi ci stiamo impegnando a trovare qualcosa per il Veneto. Se ci dice bene il software, può essere direttamente un software che si applica a questa funzione, alternativamente una convenzione specifica per il Veneto a tassi particolarmente vantaggiosi con dei provider online. Però ecco, su questo anche i produttori di servizi sono un attimino indietro, stanno correndo, e vediamo se riusciamo in tempi molto brevi a farvi avere delle notizie fresche. Ecco, qua attendiamoci novità, anche perché i costi sono costi, la firma digitale dobbiamo farcela, ma questo è un obbligo, è come l'obbligo di avere la PEC che l'ordine fornisce, dobbiamo farci la firma digitale. Bisogna avere alcuni costi di trasmissione, ma quello che riusciamo a fare noi come forfait, come ordine, ve lo faremo sapere entro comunque sia la decorrenza del 31 marzo. Quindi tu giustamente dici ci sono degli ulteriori aggravi, alcuni ce li prendiamo ciascuno il suo, tipo la firma digitale, però alcuni cerchiamo di contenerli noi come ordine, quindi parliamo del software e della conservazione sostitutiva. Questa è una novità che per ora so io, perché ho ricevuto comunicazioni di questa cosa alla mia casella personale, vado a vedere di che si tratta e poi informiamo tutti. Ottimo, direi bene. Allora, eventualmente un'altra opzione in più, quindi insomma sicuramente. Allora, io su questo vorrei dirvi, come tutte le cose nuove, gli obblighi nuovi, soprattutto di carattere informatico, guardate che sia con l'ordine, che sia direttamente, che sia con un intermediario, con l'ENPAP o con chiunque, è ovvio che all'inizio sarà dura. È sempre dura all'inizio, perché deve rodarsi il sistema. Io vi assicuro che io, che lo sto facendo per i miei clienti, ogni volta che un cliente mi chiede di fargli la fattura elettronica, veramente ho deciso di fare questo servizio per non lasciarlo a piedi, ma piuttosto di farlo avrei veramente fatto carte false, d'accordo? Ma è così un po' per tutti, perché si sta perdendo veramente tanto tempo. Ma poi andrà a regime, e quando va a regime sappiamo che il meccanismo si olia e le cose vanno meglio. Bisogna portare un po' di pazienza. Detto questo, chiuderei con 2 slide veloci, perché poi sono le quasi 9:15. Mi hanno detto che alle 9 tutti fuori, se no scatta la vigilanza, suona l'allarme, ci arrestano in gruppo, e quindi andiamo via veloci su queste ultime 2 cose, che in realtà magari questa ha anche poco a che fare con la libera professione, ma mi pareva interessante segnalare a chi eventualmente ha anche redditi da lavoro dipendente il bonus di 80 euro in busta paga, il famoso bonus Renzi dell'anno scorso, è diventato strutturale, è stato inserito nel comparto del testo unico delle imposte sui redditi, è riservato ai lavoratori dipendenti o parasubordinati e sarà integrale, quindi 80 euro al mese per chi ha redditi da lavoro dipendente compresi tra 8.145 e 24.000 euro, sarà riconosciuto solo in quota parte per chi ha un reddito compreso tra i 24.000 e i 26.000 euro. Ovvio che se qualcuno di voi ha un reddito da lavoro dipendente, ma ha anche un reddito da libera professione, ragionevolmente se qui capita, e supera nell'insieme dei due 26.000 euro, chieda di non averlo, perché se no dopo deve restituirlo con la dichiarazione dei redditi, perché se uno non chiede nulla gli viene automaticamente accreditato in busta paga. Poi vi trovate su un anno 960 euro da sborsare in sede di dichiarazione di restituzione del bonus Renzi. Altra novità della legge di stabilità di quest'anno, la possibilità per i dipendenti del settore privato di chiedere l'accredito del TFR, della quota di TFR del mese in busta paga. Solo per il periodo, intanto in via sperimentale, dal 1 marzo di quest'anno al 30 giugno del 2018, e poi si starà a vedere. Ovviamente sono solo per i dipendenti del settore privato, perché lo Stato non ha i soldi per farlo, per i dipendenti pubblici.
e bisogna ricordarsi che nel momento in cui si fa questa richiesta il bonus, la quota di TFR che va in busta paga va a tassazione ordinaria invece che a tassazione separata, quindi attenzione, perché può essere che uno dica sì vabbè ma a me servono adesso i soldi, mi fa comodo averli adesso, però ci paga fondamentalmente più tasse, d'accordo? Modelli F24, anche qui molto velocemente. Lo ricordo perché anche questo è un errore che vedo fare frequentemente. Guardate che i titolari di partita IVA hanno l'obbligo di fare il modello F24, che è quello che serve per pagare le imposte, necessariamente per via telematica. Non si può presentare allo sportello in banca o in posta. Okay? Non è che perché me lo accettano, che sono stati gentili, va bene. La modalità di pagamento non va bene, deve essere fatto telematicamente o direttamente, internet banking personale o fisco online, oppure tramite un intermediario abilitato, quindi tramite il proprio commercialista, però telematico per forza. Questo è vero dal 1 gennaio 2007, passato remoto. C'è una novità invece che riguarda l'anno scorso, in particolare la chiusura dell'anno scorso, il 1 ottobre dell'anno scorso, per la quale è stato previsto che è stato introdotto l'obbligo di pagamento solo tramite intermediari abilitati, quindi per forza tramite un consulente, un commercialista o eventualmente col fisco online anche, ma non con l'internet banking, per gli F24 a saldo zero, cioè se io devo compensare debiti e crediti tributari, presento, ma di fatto non pago con soldi, ma con un mio credito di altre imposte, alle quali ovviamente rinuncio, devo farlo per forza tramite un intermediario abilitato o al massimo con il fisco online, non con il mio internet banking. Qualcuno mi ha chiesto, e se io non ho il fisco online e non ho il commercialista, cosa faccio? E io gli ho detto, siamo in diretta streaming, ma lo dico lo stesso, gli ho detto fate la compensazione versando 5 euro, dovete pagarne 500, compensatene 495 e 5 li versate, così non è a saldo zero, va bene? Non sarebbe molto contenta l'Agenzia delle Entrate nel sentirmi, però insomma, amen. Obblighi a regime, questi proprio ultima slide, giusto per ricordarvi due cose che tante volte ancora mi viene chiesto, ma siamo sicuri che dobbiamo farlo? PEC obbligatoria per tutti gli iscritti all'albo a prescindere dall'esercizio dell'attività professionale, e assicurazione invece per la responsabilità civile professionale senz'altro obbligatoria, non legata all'iscrizione all'albo ma legata all'esercizio dell'attività. Questi due obblighi sono a regime ormai da tempo, quindi siccome è una domanda frequente ve lo ricordo. L'assicurazione per la responsabilità civile professionale è un obbligo trasversale che è stato introdotto dalla riforma sulle professioni, quindi tutti i professionisti che esercitano un'attività ovviamente professionale devono essere assicurati per danni, potenziali danni contro terzi, quindi ai clienti in questo caso. Quindi bisogna fare l'assicurazione per la responsabilità civile, normalmente i vostri colleghi fanno quella della Campi perché è convenzionata con l'Allianz ad una tariffa veramente base, e si trovano comunque, se lei guarda sul sito www.cassamutuapsicologi.it, ci sono tutte le condizioni di polizza, la base mi pare che costi 38 euro all'anno, quindi è un costo abbastanza contenuto. PEC invece a prescindere dall'esercizio dell'attività, obbligatoria, chi non ce l'ha la deve fare, la faccia di corsa. Basta chiederlo all'ordine. Basta chiederla all'ordine. Posta elettronica certificata. Ah, attenzione, la casella di posta elettronica certificata, basta chiederla all'ordine, poi quando l'ordine ve la fa gratuitamente, perché la fa a spese dell'ordine invece di doverla farla voi direttamente con un provider a pagamento, vi manda ovviamente le modalità per l'attivazione. Dovete attivarla e dovete consultarla. Dovete consultarla perché è una casella di posta elettronica certificata, vuol dire che quello che arriva in posta elettronica certificata è una notifica a tutti gli effetti, ha la valenza di una raccomandata con ricevuta di ritorno. Se voi chiedete la posta e poi non la guardate mai, potrebbero arrivarvi una al mese cartelle di Equitalia per un anno intero, non ve ne accorgete, scadono tutte, magari non dovete neanche pagarle, non avete fatto ricorso, a quel punto lì diventano definitive, le pagate
pagate tutte quando vi accorgete. Va bene, per capirci? Ok? Quindi guardarle. Allora, era l'ultima? Era l'ultima. Allora, poi adesso arrivano le buone notizie. Prometto che non vi lascio andare via senza almeno una buona notizia. Intanto ci sono... Grazie Barbara, intanto... Ci mancherebbe. La verità... Non dico che la verità fa male, ma insomma intanto facciamo un applauso. Grazie. Stacanovista. Siamo informati. Allora, intanto ci sono domande? Faccio io il valletto, vai. Allora, esco dal regime dei minimi. Molto probabilmente al momento prendiamo il forfettario, no? Mi cambia qualcosa nelle scritte nella fattura? Sì. Ecco. Allora, c'è un modello? C'è... nell'home page dell'ordine c'è l'informativa sul nuovo regime forfettario, c'è un riepilogo delle caratteristiche e il facsimile di fattura. Prego. Meraviglia. Altre domande? Un'altra, vai. Il pagamento col POS, questa cosa che non è obbligatoria, ma c'è una soluzione? C'è qualcosa in più da dire? Allora, l'obbligo per legge c'è, non c'è la sanzione, hanno minacciato che la metteranno, ma allo stato attuale non l'hanno ancora messa. Io dico che speriamo che intanto non la mettano. Anche lì ci stiamo lavorando per trovare delle condizioni favorevoli. Bisogna anche dire che il mercato, man mano si allarga, anche la concorrenza stanno abbassando, cioè le tariffe iniziali a cui erano stati proposti i POS erano allucinanti, adesso cominciano a essere concorrenziali, si tratta di un altro costo, però insomma è anche un possibile vantaggio perché facilita il pagamento, vediamo almeno da questo punto di vista. Altre domande? No, se non ci sentono è una questione dello streaming. Ha detto che la Q riguarda già i redditi 2014, è l'unica cosa di tutta la serata, tutto il resto vale sui redditi 2015? Regime forfettario sul 2015? Sul 2015. Sì, I sì. redditi 2015, quindi Assolutamente. dichiarazione 2016. Sì, sì. Il collega qui dietro, grazie. Due domande secche. Una, un dipartimento universitario è considerato come ministero, quindi andava già da marzo dell'anno scorso? Allora, normalmente sì, ma so che l'università dice che loro non hanno l'obbligo. Ok. Il problema è solo loro, nel senso che se ci pagano con la fattura cartacea va benissimo. Perfetto. La seconda è come limite imponibile per essere fuori come tetto dal nuovo forfettario, quant'è? Il Nel limite... senso, io calcolo l'imponibile essendo un minimo fino all'anno scorso. Ma non calcolo l'imponibile, guardo i compensi, devo essere sotto i 15.000 euro di compensi. Compensi, ok, grazie. Eccoti. E pagamento modello F24. Sì. Se io l'avessi fatto cartaceo l'anno scorso vabbè. e se quello di ottobre, quest'anno invece mi ero adeguata con l'internet banking. Se fosse esatto. Quest'anno invece ho fatto internet banking tutte e due. Uno lascia stare, deve correggere qualcosa? No, lasci stare. No, c'è di peggio. C'è di peggio, sì. Va bene. Allora, stanno chiudendo, stasera siamo andati col fai da te e anche in spazio giusto con il tema siamo andati in austerity. La buona notizia, dai, vi diamo una buona notizia. Save the date, il 20 di febbraio, perché oggi si è parlato di pagare. Noi com'è che i pagamenti che sono un obbligo li possiamo contrastare? Guadagnando di più, esattamente. Allora, il 20 per la prima volta siamo insieme all'assessorato al lavoro, abbiamo organizzato un evento insieme con l'assessore Donazzan a Vicenza, cominciamo al Viest, all'Hotel Viest, cominciamo alle 4:30 del 20 e cominceremo anche a promuovere questo evento da lunedì. Si chiama Con l'assessorato, e la Donazzan sarà presente, ci abbiamo parlato, e verrà e promuoverà lei presso gli imprenditori questo evento, la psicologia come risorsa per le aziende del Veneto. E il target, oltre agli psicologi in sala, che li invito io, ci saranno gli imprenditori, ci saranno le aziende, ci saranno possibili clienti. Ci sarà gente a cui la psicologia interessa, gli interessa comprarla e sto dicendo questo termine in streaming e non me ne vergogno, gli interessa comprare psicologia. Noi saremo lì
Quindi chiunque voglia venire, che si intenda di psicologia del lavoro. Poi abbiamo altre cose sulla clinica a marzo e vi vedremo poi i calendari. Avete visto magari l'infografica, abbiamo promesso 8 eventi e saranno 8 eventi. Ma questo primo ce l'ha richiesto l'assessore, lo facciamo insieme alla regione, è l'assessore che dice che la psicologia è cosa buona per le aziende, l'assessore al lavoro, quindi non esattamente l'ultima persona. Vi invito, venite e cominciamo a cercare di pensare che il modo per contrastare l'aumento dei pagamenti sia effettivamente guadagnare di più. Noi, la nostra parte, cerchiamo di farla. Vi ringrazio di essere rimasti fino alla fine, ringrazio tutti, buona serata.